Mammaro Carmen, mammaro Fabian. Mamma mia, ragazzi. Sì, anticipo perché dobbiamo sfogare tutti insieme. Sfogate! La sfogata positiva questa volta. Mamma ma. Allora, via. Esattamente. Baci, Bezos a tutti. Queste poi sono quelle partite per cui vale la pena guardare il calcio, perché lo sapete, no? Come funziona. Gli XG parleranno chiaro domani, perché io non ho visto niente, non ho sentito niente, non ho il tempo di fare niente. Però mi sembra chiaro, se l'avete vista come me, che primo tempo, cioè tra i commenti qua a fianco a me, quello là in cima bloccato è la reaction, e sulla reaction io parlo più piano, anche per Di Coprio, perché magari Di Coprio ci segue, ci vuole seguire, deve capire in italiano. Quando è bellino Di Coprio. C'è la reaction bloccata. La reaction parla chiaro, signori miei, parla chiaro, perché sono le emozioni incontrollabili, sono quelle che non puoi controllare, la verità senza filtro, la reaction. E quindi primo tempo meglio la Lazio, ma molto meglio la Lazio, sciupona la Lazio, sciupona, perché potevamo stare sotto e non la vedevamo, il pallone non uscivamo più, e dov'era il mio Napoli? Secondo tempo un po' meglio, ancora sciupona la Lazio, eccetera, eccetera. Poi l'imponderabile, il Nostradamus, quello che volete, ma oramai che mi atteggio a fare? Era scritto nelle statistiche di probabilità che prima o poi Insigne avrebbe dovuto farlo un gol su azione, e l'ha fatto anche bene. E quindi non mi prendo responsabilità del gol né meriti del gol di Insigne, è tutto suo. Su Fabian invece sì, me le prendo, perché lo ripeto e lo ripeterò domani nell'analisi tattica, per me peggiore partita di Fabian di questa stagione. Non posso. Zexus, Zealt. Emozioni match fatte sotto. Esattamente, amico mio. Esattamente. Dove sei? Qua. Non hai torto, non hai alcun torto, e si sarebbe potuto parlare di qualsiasi cosa, e io volevo parlare proprio di questa partita dove il Napoli magari non merita, però poi ha pure legittimato nel secondo tempo, perché prenderlo il gol del pareggio, i rigori, ricordiamoci, non facciamo finta che non c'erano cose strane anche oggi, però poi lo prendiamo, e ho visto il non arrendersi, l'ho visto il tentativo, la voglia questa volta l'ho vista, però oltre la voglia ci devi mettere qualità, perché senza la qualità non puoi fare nulla in questo calcio, in questa Serie A. E quindi il giro che ha fatto quella palla di Fabian, cioè, bravo Insigne a dargliela sul piede, bravo anche a non tirare da lì, bravo, fatemi dire bravo anche Insigne, pure per me Insigne non un grande partito, ma lasciamo stare, il giro che fa la palla di Fabian è inimmaginabile. Mario Cutolo, non ci crederai, ma l'avevo immaginata proprio così, con 2 tiri da fuori aria di Insigne e di Fabian, emozioni forti, e sto celebrando con un aglianico riserva. Saluti a tutti bellini e forza Napoli always. Mario, sei straordinario, e prenditi i tuoi meriti, perché noi qua siamo tra amici veramente, e quindi non è che ci diciamo stupidaggini. Se tu te la sei immaginata così, io ti credo, punto e basta. E quale volte uno c'ha i sentori, e i sentori se li prende, e va bene così. Io dovevo parlare di un Napoli cinico di cuore che ce l'ha fatta alla fine, e ce la posso fare a parlare di un Napoli così, finalmente. Poi andiamo a parlare di tutto, dell'analisi delle cose, e leggiamo i vostri commenti, tutti possibili e immaginabili. Però il cuore oltre l'ostacolo l'ho visto, e non voglio pompierare proprio nulla.
Non voglio pompierare proprio niente. Manu avvisati. Veci, sei un grande. Ci crediamo adesso. Vincenzo, uno di noi. Questa vittoria è per te e per il canale Caffè Napoli 1926. Io credo che Manu si stia riferendo all'amico Vincenzo Di Guida. Nel gruppo degli abbonati sta succedendo di tutto. È un gruppo che pullula di emozioni che io non vorrei nemmeno limitare, perché poi noi siamo così. No war, no racism e Forza Napoli sempre. Bravo Giorgio Mele. Grazie mille Giorgio Mele. Grazie mille Manu. E fatemi sottolineare questa cosa, ragazzi. Oggi che abbiamo vinto, ed era importantissimo, il tifoso con gli altri tifosi, siamo un po' come i fidanzati. Ci amiamo, ci vogliamo bene, per il bene del nostro amore, che poi alla fine abbiamo delle reazioni forti e molto spesso diciamo la parolina in più, pensiamo di sapere quello che sta succedendo, ma non sappiamo niente, perché alla fine sono troppe le variabili impazzite nel calcio e alle volte ci pigliamo collera tra di noi, litighiamo tra di noi e dovremmo fare sempre un passo indietro. È difficile, ma lo facciamo sempre, si parte sempre da una base di amore. Anche quando io dico a Fabio, ma che stai facendo? Koulibaly, che stai facendo Koulibaly? Partitaccia Koulibaly il primo tempo, poi in crescita, ma io è normale che lo amo a Koulibaly e non è in discussione l'amore per Koulibaly, ma gli devo dire, ma che cazzo stai combinando sto primo tempo? È amore, anche quello è amore. E per fortuna poi in questa giornata l'amore poi si trasforma in 3 punti e siamo più contenti. Non dimentichiamo gli errori, anzi in campo poi dopo nell'allenamento si dovrà parlarne sicuramente, però ne parli con una serenità adesso diversa. Ne parli con serenità perché hai messo a posto quella partita, hai messo a posto, per cui, come dirà Spalletti. E chi lo sa che ha detto Spalletti. Va bene. Leggiamo un po' di messaggi, ma c'è Malquit. Rispettiamo Malquit un attimo. Levitas, Artemius Levitas. Ma se tu urli a Politano, mangiatelo. Quello fraintende e se lo mangia il gol. Hai ragione. Hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Un paio di cose ce le siamo mangiati noi, o qualche cosa se l'è mangiata la Lazio. È tutto magna magna. Diciamoci la verità, che poi tu sei un eroe perché con il fantacalcio stai facendo come me e stai lasciando in panchina tutti i giocatori del Napoli per favorire quelli delle altre squadre e per distruggerli, perché noi non siamo fortunati al fantacalcio. Chi non è fortunato al fantacalcio deve mettere gli avversari in campo. Io ho distrutto la carriera di Szczesny quest'anno perché piglia gol comunque da dove capita, e perché lo ce l'ho io, bello titolare. Allora, sconcertante, sono d'accordissimo Maresca, Giuseppe, sono d'accordissimo, non lo accetto. Lobotka in campo ha cambiato la squadra, grande Bobotta, ottimo impatto. Fammi sottolineare l'impatto di Elmas, fatemi sottolineare l'impatto di Elmas che ha letteralmente spaccato la partita. A me Zielinski così e così, qualcosa, il tiro comunque parato nel primo tempo, così e così. Però l'ingresso di Elmas è stato determinante e a me è piaciuto anche Demme, per dinamismo e per quei 2 o 3 falli che chiedevo al Napoli, e lo ha fatto. Vittorio Penza, il capitano, oltre al gol e ad assist era dappertutto. Bravo Vittorio, alle volte era pure nel posto sbagliato, perché nel primo tempo quella posizione ibrida a me in mezzo, al centro, a destra ha favorito anche delle scorribande della Lazio, ma non vogliamo essere troppo severi in questo caso, perché ha segnato per quella bella mamma del Carmine sua azione, ne aveva segnato anche un altro e ovviamente per qualche centimetro è stato giustamente annullato, ma ci dovevano dare un rigore che non ci hanno dato e quindi avrebbe potuto fare un altro gol. I rigori li devi sempre battere, nel frattempo poi dateceli e fate stare tranquillo il capitano. La differenza tra Spalletti e qualunque altro allenatore: chiunque avrebbe tolto Fabiano, Luciano no. Filippo, te la sottolineo al 100%, ci vuole anche un po' di mazzo nella vita. Anche io avrei tolto Fabian, però dobbiamo renderci conto di una cosa: se non hai Mertens
e non lo stai mettendo, vabbè, e togli Zielinski, qualcuno che ha il colpo che può cacciare dal cilindro in campo lo devi tenere. Lo devi tenere, quindi lasciare in campo Fabian anche dopo una partita non ottima era obbligatorio. Bisogna dire, e certi giocatori dal campo, a meno che non stiano morendo, non possono essere tolti, perché Fabian, ragazzi, quando gli arriva quel pallone vagante, come si coordina, prende la porta ed è sempre una frustata imparabile. Quindi Fabio deve rimanere in campo. Bravo Spalletti a non averlo tolto. Sì, siamo anche d'accordo. Elmas Signori in campo, sono d'accordo. Magia di un asso sul gol, anche. Molto arrabbiato per i rigori netti, non ci rispettano, anche. Stiamo godendo, sicuramente. Fabian, Misciu, bravo. Dobra, Thomas, dobra. Lo sacchiotto per capirci per i polacchi. Mamma mia, sto malissimo. Elmas e Lorenzo hanno fatto un partitone. Anche un asso ha fatto bene. Maron. Dobbiamo ringraziare Spalletti che ha indovinato il cambio a questo giro. Onori e oneri, bisogna dirlo. Rigore non dato, per me grave. Grave. Un asso ci ha fatto capire perché è rimasto a Napoli. Forse Spalletti ha capito la posizione di Elmas, ma non c'era dubbio, amico mio. Il fatto è che la posizione di Elmas è stata utilizzata come tappabuchi in tutte le posizioni. Mi sembra chiaro, mi sembra evidente da sempre che la posizione migliore per Elmas è quella di sottopunta, è la posizione di Zielinski, solo che se Zielinski fa bene è normale che Elmas venga poi utilizzato dove serve. Lo puoi mettere un po' spostato a sinistra, a destra non mi fa impazzire, lo puoi mettere anche un pochino come mezzala un po' più dietro. Ma Elmas questo ha. Elmas ha la capacità di mettersi tra le linee, di fare assist, ha un po' più di dribbling degli altri nel suo DNA, ha qualche gol in corpo che fa e oggi è assist. Che bello. La scelta di una statessa con la squadra in vantaggio non mi è piaciuta e sono onesto, avrei criticato il mister per questa scelta, ma poi si sa, chi vince ha sempre ragione. Ed è, Davide, questo da mister quale tu sei è un'analisi corretta, perché è così. Oggi grandissima vittoria soprattutto per la lotta Champions, bravo Giacomo. Ma per caso non è mamma mia, capito? Meno male che oggi non c'è da lavorare, non c'è da cantare, non c'è da fare niente, perché veramente sarebbe complicata la scelta di un as. Vedi? Allora grazie 2 volte Davide, perché me l'hai ribadito, io te l'avevo anche letto, stavo prendendo i messaggi a caso. Un abbraccio a te mister. Falanga, mi stanno scorrendo i messaggi. Ragazzi, lasciate mi piace perché qua ci vuole il record. Questa era partita da record negativo se non si fosse fatto niente. Quindi ringraziamo il Napoli per aver tenuto in piedi il canale. Mario Rui ha dimostrato che Grosso quando vuole sa fare. Bravo Tore, perché questo poi vado a finire a dire in reaction. Mario Rui, fallo Grosso, ce l'hai. Spesso ho visto rinunciatario tornare indietro, ce l'hai, sta Osimhen là, qualcosa succede. Insigne ha fatto un ottimo lavoro, Demme in crescendo e Ruiz ha riparato a vari errori. Esatto. Sempre i attacchi cardiaci, sempre. Allora ragazzi, scorrono tutti i messaggi, voglio ringraziare i moderatori presenti sempre. Presente perché era al femminile, ma non so dice, presenti anche le femmine. La scelta di un asse, quindi ringrazio Davide. Fatemi recuperare, fatemi andare, lo so che siete tantissimi. Arriviamo a 300, Polli? Dai, vai. Per fortuna io ho i miei testimoni. Santo Spina sempre sia lodato, anche Nicola. Il giro della palla clamorosissimo, pazzesco. L'anno prossimo senza l'obbligo posizione Insigne si potrebbe optare per 4-3-2-1 con Zielo ed Elmas, e perché no?
E perché no, Gregorio, mi sembra una buona risoluzione tattica. Evviva il fazzoletto di Sfaccini, sempre, Raffaele, perché non ci dimentichiamo le nostre origini, non c'è dubbio. Ma infatti sinceramente non mi è piaciuto il Napoli fino a un certo punto, ha giocato meglio la Lazio, però poi il Napoli si è svegliato e ha fatto quello che doveva fare. Poi si sono mangiato gol tutti, Johnny, tutti, hai ragione. Oggi siete proprio perfetti, non vi devo dire proprio niente. Ma le maniche della tuta di Sarri le hanno fatte con la maglia del Napoli? Le maniche della tuta di Sarri? Non lo so. Ciao Ottavio, possiamo concedere ragazzi un primo tempo sottotono dopo i 4 schiaffoni del Barca? Sì, e anche perché tutto questo periodo non è brillante, Ottavio. Speriamo che questo ci dia una scossa anche psicologica e dia alla mente nuove forze da dare poi al fisico, perché è un periodo dove il Napoli è in flessione, cioè il titolo ovviamente diventa Fabian, è chiaro, non siamo risultatisti, ma il titolo del primo tempo era involuti, ci siamo involuti un po' fisicamente, un po' a livello di gioco, almeno tu tenevi quella solidità difensiva che nel primo tempo non abbiamo visto. Qui poi si vedrà l'onestà, voi domani quando sentirete le varie analisi potrete soppesare l'onestà giornalistica di chi farà l'analisi, rispetto no a quello che dico io, ma rispetto a quello che avete visto voi. Spalletto, fai giocare Ciro. Pio, anche questo io te lo sottolineo, è grave non vedere Mertens in campo anche in una partita così, però oggi va bene tutto, non fa niente, va benissimo, però anche questa cosa è gravuccia. A tutte le amiche e amici bellini, le emozioni, arriviamo ai 400 like per Carlo, non per me. Tonight the bass rocks with joy, Frank. You're fucking right. You're damn right. I know. Grande prova di carattere del Napoli, che dopo aver subito gol si è buttato totalmente in attacco senza paura. Con queste partite si può sperare. Solo complimenti. Mertens dove l'avresti messo? Al posto di Insigne, Luis, io ti devo dire la verità. Osimhen non potevi togliere, sono d'accordo. Toglievi profondità, Osimhen lo devi lasciare in campo. Sugli esterni e tre quarti ha azzeccato tutti i cambi, quindi non c'era spazio per lui. Allora, se non lo vuoi mettere al posto di un ass sulla destra, perché magari Mertens a Napoli almeno non l'abbiamo mai visto a destra, io ti dico con onestà, se fossi stato l'allenatore del Napoli lo avrei messo al posto di Insigne, mettendo Elmas a sinistra e Mertens sotto punta. Avrei sbagliato io? Sicuramente sì. Ha vinto Spalletti, però se tu mi fai la domanda io ti rispondo Caca Oliveira, benvenuto, benvenuta. Tu mi vuoi la risposta sincera, io avrei benvenuto, Strato Esposito, benvenuto. La mia risposta sincera è quella. Lo avrei messo al posto di Insigne. Poi Insigne è stato decisivo sul finale, perché da lui il pallone assist a Fabian, quindi ho torto io. Avete ragione voi. E questo è così. Bobotta è straordinario. Pure io ho urlato neanche. Vai Stellina, vai. Scorre tutto. Finalmente un Insigne straordinario. Vabbè, nettamente il migliore non ce la faccio. Elmas si riscatta una volta messo nel suo ruolo dopo 7-8 partite guardabili. Qua non ce la faccio, Gaetano, ma va bene tutto oggi. Grande prova di carattere del Napoli, che dopo questo l'abbiamo già letto. Va bene l'entusiasmo, ma abbiamo strappato troppo. Il mazzo ci ha aiutato. Sì, Vince, sì, su questo sono d'accordo e non c'è dubbio, perché va fatta l'analisi. Non dobbiamo dire facendo l'analisi questo risulta. È bello anche il messaggio in emoji di Salvatore. Osimhen troppo solo, l'ho detto mentalmente durante la reaction, troppo staccato, era un 4-5 Osimhen, isolatissimo, siamo d'accordo. Pure secondo me, Gianni, in questo caso Elmas ha fatto molto bene, quindi va bene, però anche quella è una soluzione che poteva starci. Napoli vero! Profetico anche riguardo a Fabio, oltre che a Lorenzo. Rossana, che bello che voi siete attenti. Siete attenti, quante cose, Marco. Elmas ha giocato 2 palle in verticale che mancavano da 4 partite. Sì.
Ho urlato al gol di Fabio, la mia fidanzata che sa zero di calcio mi ha chiesto ma come fa a girare così? Che bello, che bello. Grande prova di gara, Frangi Lamletti, so io in ritardo. Spalletti le ha cantate alla stampa. Ah Luca, e allora non vedo l'ora, stavo come pazzo, non vedo l'ora di ascoltarlo, se volete riportarmi il virgolettato fatelo. Sono d'accordo. Primo tempo meritato dalla Lazio, Koulibaly mi sembra un po' vago, sì, vago, svagato, fuori concentrazione, sì. Zielu calato anche lui, Di Lorenzo e Politano in positivo, del resto speriamo domenica ci sia Anghissà. Temo di no dalle parole di Spalletti nella conferenza di ieri, temo che Anghissà ci vorrà più tempo, però abbiamo recuperato lo bot, che questo è importante. Fabian è scandaloso oggi, se non avessi segnato gli avrei dato 5 in pagella, gli do 7,5. Angela, solamente un bacio ti devo dare. La reazione degli ultimi 4 minuti è stata epica, grande prova di carattere del Napoli che dopo aver subito gol si è buttato totalmente. Sì, state ripetendo, è giusto che voi ripetiate i commenti se non riesco a leggervi. Siamo una squadra con le palle, dobbiamo lottare, soffrire ed esaltarci. Saluti. Vittoria fondamentale per i benefici psicologici che avrà la squadra. Spero di recuperare Zielo al più presto. Intanto Elmas al centro e non sugli esterni ha fatto vedere di che pasta è fatto. Del doppio scontro al volto. Bravo pure io, Giorgio. Pure io. Però vedi che coraggio sta sto ragazzo. Anthony, benvenuto. 350 like. Ma scusate, siamo 523. Che sono sti 350 like? Siamo in 520. C'erano 130 like preventivi. Che si fa? Non parlo più. Vi leggo, ma non parlo più. Giusto. Ah, sì, è vero, anche questo è vero. Qua non sono d'accordo, però non parlo più. Che si fa? Sono anni che Trish non gioca sì, va bene. Infatti là deve stare Trish, deve stare dietro la punta, che va bene da raccordo, anche come punta va bene, però dietro la punta io lo preferisco anche, perché può sia finalizzare sia ispirare, e poi pizzica Mertens. Che lui voglia giocare solo centrale non sono proprio d'accordo, non lo vedo proprio il tipo che dice no mister non mi mettere, non ce lo vedo proprio. È andato prima al bar e poi in rete. Stefano, hai ragione. Beh sì dai, però i like dove sono? Un abbraccio a Mario Gesta, il mio bagnino preferito. Insigne assist e gol non dimentichiamo e non ce lo dimentichiamo, diamo ad Insigne quello che è Insigne. Stava cadendo dalla sedia. How did you see Mario Rui, my best from New Jersey? Perry, I believe that Mario Rui did a couple of great things, qualche cosa ottima proprio e altre meno ottime. Il retropassaggio con il petto molto rischioso. Contemporaneamente ti dico un'altra cosa che non mi è piaciuta, il colpo di testa, the header on going back that led to the shoot of Felipe Anderson, e là ce ne va tutto il tempo di appoggiarlo ad Ospi. Quindi cose ottime e cose meno ottime a metà. È sempre lui, Mario Rui è sempre lui. L'ha risolta il peggiore in campo, l'ingresso di Elmas ha cambiato la partita. Spalletti ha detto possiamo tranquillamente lottare per 10 secondi di silenzio, il livello alto della classifica. Per amore, solo per amore dell'Ucraina, grazie Aldo. Spalletti ha detto che non devono rompere a dire che il Napoli non ha carattere. Ok. Spalletti ora che cazzo mi dice? Ah, bravo. Bene, bene. Le ha cantate anche ai tifosi, non solo alla stampa. Probabilmente le avrà cantate anche a me. Se avessimo pareggiato è innegabile che è un Napoli in crescita. Questa partita è stata quasi come Juventus-Napoli 2-3 di Mazzarri. E come emozioni sì, cioè, siamo proprio lì. Siamo proprio lì, Lui, Giulio, Bizzona. Che bello tenere dietro la Juve in ripresa. Ah, questo pure è importante, Giulio, bravo.
Bravo, perché si erano messi a -4, ragazzi miei, tenevamo quel vantaggione, si erano messi a -4, l'Inter che zoppica, il Milan che zoppica, e questi piano piano stavano risalendo, e questa è proprio una risposta psicologica importante, importantissima. E che serata, Sale, che serata, mamma mia. Mamma mia! Si ride. Primo tempo male, poche occasioni e pochi tiri. Secondo tempo invece molto meglio. Il gol di Insigne deriva da una roba bellissima. Il resto è storia. Che ne pensi di Osimhen e Zielo oggi? Per me Osimhen molto vivace. Molto vivace. Non è stato... Mamma mia. Non è stato proprio freddissimo sotto porta, però ha impegnato gli avversari, anche da solo, anche molto isolato. Zielinski a me non è dispiaciuto tantissimo nel primo tempo, anzi mi sembrava uno di quelli che toccava un pochino meglio il pallone per portarlo in avanti. Poi nel secondo tempo è un po' calato, secondo me era stanco proprio. L'ho visto stanco proprio quando è uscito. Fabio Versatile, buonasera Valerio, buonasera ai mod, buonasera a tutti gli amici bellini. Uno Spalletti inviperito con la stampa, per fortuna che la Wind a Roma non prende, ogni riferimento è puramente voluto. 445 non c'è ma si può fare anche meglio. Elmas è forte, non me lo dire a me, Aldo, non me lo dire a me. Ti amo anche io, Stellina. Allora il carattere lo abbiamo solo quando vinciamo. Pure hai ragione, Francesco. Il like. Sì, vabbè, i rumori pazzeschi, Armando. Dai ragazzi, bene. Si può far meglio. No. Buon benvenuto Lorenzo Longobardi. Questa è più probabilmente la serata dei nuovi iscritti. Però questo è Scarface, però questo è grazie a voi che avete messo i like, ragazzi, quindi prendetevi i vostri meriti anche voi, Quando è finito il primo tempo ho pensato che c'era andata bene, pure io. Nel secondo tempo, prima del gol, ancora involuti, ma avevamo preso le misure, meglio. Dopo il gol ci siamo sciolti e abbiamo meritato decisamente. Mi ci sta, sono viva per miracolo. Aspetta, ti ripesco, Valentino. Mario Cuto. Comunque nel secondo tempo il Napoli ha cercato la vittoria con molta aggressività, abbiamo vinto molte seconde e terze palle, mi è piaciuto. Spalletti è uno dei pochi allenatori che sa giocare contro Sarri, e la Lazio in forma. Sì che la Lazio è in forma, se voi andate a vedere il trend delle ultime partite la Lazio è quella più in forma, credo, davanti addirittura alla Juventus. Eravamo sia Napoli che Lazio con 2 pareggi e 3 vittorie in ordine sparso, quindi ci sta. E comunque sì, anche queste sono storie, cioè allenatori contro allenatori che ti mettono in difficoltà. Spalletti lo ha studiato a menadito, Sarri, ce le ricordiamo le interviste di Spalletti, allenatore della Roma, che studiava Sarri e che lo apprezzava tantissimo, ce le ricordiamo. Partita oggettivamente bruttina però, ma l'atteggiamento nel finale mi è piaciuto tantissimo. Elmas è entrato benissimo, esattamente. Ragazzi, scorre scorre il sangue nelle vene. I cambi hanno cambiato i salvinerti. Non lo so. Buonasera Enzo, che poi sei Saria Marra, ma sei Enzo, io mi avessi ricordato, però va bene, vediamo se mi ricordo. Ci potresti spiegare perché non hanno fischiato i 2 falli di mano in aria, corner, reazione su gol annullato Insigne? Grazie sempre, perché sono disonesti. No, non me lo spiego, Enzo, non me lo spiego. Quello là nella scivolata, io posso anche ammetterlo che è congruo nella scivolata, non si capisce niente così. Quello là però in corsa, che il cross sta andando verso la porta e sta Elmas là e tocca la mano che sta molto larga, mi dispiace, se date il rigore, quello là di unghia di Juan Jesus, che non spostano anche però dovete dare questo qua. Allora io mi devo spiegare che il VAR era distratto, che il VAR non ha visto i replay e le hanno visti dopo, perché non si può accettare che il VAR quella cosa non la chiami. Non si può accettare, e ci devi far mettere sullo 0-2, poi magari non subiamo nemmeno l'1-1 e lasciamo perdere.
lo dobbiamo sempre segnare. Insigne avrebbe potuto sbagliarlo, non c'è dubbio. Primo tempo male, secondo tempo molto bene. Madonna santa, Fabian Ruiz, non ho parole per descrivere questo giocatore. E noi non abbiamo parole, noi ce lo mettiamo in braccio e lo accompagniamo dove vuole andare, perché poi questo l'abbiamo detto un po' tutti, continuerà qualcuno a dirlo. Bicarbo Napoli. Ciachi, anche io, onestamente anche io. La partita contro il Barcellona è colpa di Spalletti, dice il mister, va bene. Voglio sentire quelli che criticano adesso, sarà un campione, se giocava all'estero dicevamo, bravo, sono d'accordo. Rituccia, i like che scorrono arrivando a 600, forza. Stai col fuso orario di 6 minuti fa, oltre lo so Catello, lo so, c'è un po' di differenza che vola tutto, ma perché poi, non lo so. Allora, Marco Tarantino, buonasera, abbiamo vinto un big match in stile grande squadra, giocando male e segnato all'ultimo momento. Giusto. Male Zielu. Adesso che il centrocampo sta recuperando ce lo possiamo giocare, il quarto posto, speriamo proprio di sì, caro amico mio. Te lo richiedo perché è sfuggito prima, ci sarà Guido dopo oppure farà un'analisi partita, una live successiva? River, Guido ci raggiungerà, io ho chiesto di venire un attimo, di aspettare un secondo per poter leggere più messaggi possibili, perché sapevo che insomma l'affluenza sarebbe stata di questo livello. Migliore in campo Diego Demme. Domenico, questa è una cosa che non ti dirà nessuno, però a me piace questo commento perché è un commento che va oltre, è un commento che guarda la partita sporca che ha fatto Demme, che ha da solo cercato di arginare le azioni della Lazio, un po' a tutto campo sul centrocampo. Non è ancora il Demme dell'anno scorso che ci ha fatto vedere, però io apprezzo tantissimo quei 2 o 3 falletti che gli hanno chiamato perché fermi la Lazio ed era importantissima, mi piace. Risolta dall'impatto di Elmas, sì Manuel, sì. Insomma, questo campionato lo vogliamo vincere o non lo vogliamo vincere? Se non lo vogliamo vincere me lo dite, io scrivo alla Lega e ce ne andiamo a casa. Esatto. Partita tosta, entrambe potevano vincere o perdere, grande test per l'alta tensione, il gol di Fabian mi ha emozionato come non succedeva da tempo. Menzione d'onore per Ospina e Politano, sì Salvatore, mi piace anche questo, con Lobot che in campo cambia tutto. Pochi minuti, allora Lobot che è entrato all'80°, 10 minuti però di grande presenza, di grande spessore. Sì, migliore in campo Insigne finalmente Delmas che in quel ruolo mi sembra molto più attivo. Il problema di Demme oggi è che dovendo essere il primo portatore di palla alla difesa non si fida ancora. Interessante anche questa analisi di Pasquale. Mo tornano Lobo e Frank. Su Frank non ho notizie certe, Spalletti è stato un po' sibillino, ma aver recuperato Lobotka molto bene. No, Anna Maria, no, perché i messaggi non li leggo mai, grazie. Allora, falso Anna Maria, perché mi ricordo di te tantissimo e ti metto sempre il cuoricino durante tutti i commenti dei video così. Nella live, come vedi, io pesco a caso perché scorrono e non ti permettere proprio perché ti leggo sempre, ma per carità, ma per amore di Dio. Mario Rui è pazzo a passarla in quel modo a Ospina, ma in tutto ciò Mertens oggi neanche un minuto, continua il mistero. Massimo, purtroppo sì. Angela che saluta Polli, che non vede l'ora di vedere la live reaction di Vale editata da Polli. Angela, che sono già pronta a farmi tante risate. Ci siamo. Scorrono ragazzi, scorrono. Che comunque nessuno parla del passaggio straordinario in mezzo a 3 di Unas che permette ad Elmas di portare palla nella tre quarti della Lazio. Cambi decisivi stasera. E diamo pure ad Unas quello che è di Unas. Ci mancava una vittoria all'ultimo, speriamo con una settimana di riposo ci prendiamo il gioco, che ancora è un pochino latitante, sono d'accordo. Elmas sottopunta meglio che esterno, Demme concreto, non ancora al top, ma solido. Mario Lui secondo me è sottovalutato, ci mette sempre tutto se stesso. Questo senza dubbio, Sale, è uno di quelli che... Ma poi si vede dalla reaction, ragazzi, perché veramente uno poi... vi giuro che non ho prevenzioni, cioè non è che mi sono fissato con uno piuttosto che un altro durante la reaction. Se uno fa un errore lo dico, che sia Koulibaly, Mertens, Insigne o Mario Rui, lo dico e dico che hai fatto. Poi se ci mettono una pezza, bravo,
E quante volte mi sentite dire bravo Mario Rui, bravo Insigne, anche dopo aver fatto qualcosa di non ottimale? Sì. Salvatore Maddalena, benvenuto. Manca Bobot, incredibile quanto manca Bobot. Pietro hai ragione. Stagione sfigata, mi auguro che questa sia l'inizio di una ripresa fisica per il giocatore che se lo merita. Al 90° ho detto a mio fratello che avremmo vinto al gol, ci siamo abbracciati e scoppiati in lacrime. Che bellezza, il calcio che ci regala queste emozioni qua. Scorrono. Io amo Adris, ma giusto non farlo entrare stasera al posto di Guido Venantia. Gianlu, come ho risposto prima anche all'amico Lewis, per prestazione io lo avrei fatto entrare al posto di Insigne oppure al posto di Zielinski invece di far entrare Elmas. Col senno di poi, bravo Spalletti, ho torto io, punto e basta, perché Elmas ha avuto un impatto straordinario. Nessuno ci dice che mettendo Driss al posto di Elmas magari anche lui avrebbe avuto questo tipo di impatto. Nessuno ce lo dice. Con il senno di poi divertiamoci, ci divertiamo. Credo che tu e Vittorio... hai ragione Angela. Allora Angela si riferisce ovviamente a questa live che abbiamo fatto per far rating con l'amico Vittorio Campanile, tifoso della Lazio, che era un po' dubbioso perché la prima live che abbiamo fatto insieme fu il 4-0 del Napoli con la Lazio e mo pure tenevo un po' questa cosa, ma forse non mi porta proprio bene fare la live con Caffè Napoli con Valerio Fluido e quindi sì, penso che hai ragione. Hai ragione. Perso 10 anni di vita, ma come calcia Fabio? Mamma mia. Bravi. Così sì. Se solo Osimhen fosse più coordinato avrebbe già fatto 15 gol almeno. Non c'è dubbio. Chissà se questo lo può aggiustare oppure se ce lo dobbiamo tenere così. Il primo pensiero è stato Vittorio, poverino. Dopo gli mando un messaggio. Non ho prevenzioni, non ho noduli. Allora, su non ho noduli, voi smettete di parlare di calcio e mi dite che film è, immediatamente. Non ho noduli. Però, attenzione, non ho noduli. Vediamo chi vince. Scrivete. Poi puff! L'Aquila è diventato un gabbiano. Povero gabbiano. Ci sta questo meme del povero gabbiano ultimamente. Ringrazio Roberto Mandarini per il supporto. Cin cin. Trovate tazze e bicchieri, magliette e cose varie nel Messico anche 86 sul sito www.fluido.net. Bravo! Bravo. Non ho noduli, il suo motto è attento al nodulo. Che martedì pazzesco, Marco, mamma mia. Totò Fabrizi e giovani d'oggi. Hai ragione su Aldo Fabrizi, però non è i giovani d'oggi. Forse hai ragione tu, ha ragione Vincenzo, non è i tartassati. Vado nella difficoltà. I tartassati, Totò Fabrizi e i giovani d'oggi. Vado nella difficoltà, che poi sono due film quasi intercambiabili per quello che poi fanno con il rapporto con le figlie. Allora io fermo la live e ci ragiono, perché sono in ospedale insieme. Oh mamma mia, e ci sta la sorella che deve fare la cosa, la punturina, e stanno tutte e due. Però credo più i tartassati, perché sono quando loro vanno a caccia e poi c'è il... Ma avete messo in difficoltà? Mi sono messo in difficoltà da solo. Mi pare siano più i tartassati. Mi pare, ma voi potete divertirvi. Sì. Va bene, ritorniamo. L'ultimo finito l'ho visto circa 6-7 mesi fa, non ricordo. Diego, bisogna ogni tanto recuperare, anche io, è tanta roba. I tartassati, allora non c'è dubbio. Dai, l'abbiamo aggiustato, tutto a posto. Lui è il maresciallo. Bravo. Bene.
Bisogna rinnovare Ospina, la squadra gli vuole bene, si vede. Luca, in mezzo ai vari rinnovi da fare, mettiamoci anche Ospina. Lo ripeterò per tutta la live, che gol ha fatto Fabian? Amico Max, ti chiamo Max perché comunque ci ricordiamo, perché oramai tu fallo per me, cambiati sto nome, che questo non è il momento, va a finire pure che ci segnalano la live. Cambiati sto nome appena puoi e fammi sapere chi sei, perché altrimenti vado in difficoltà. E poi no, non tra di noi, perché tra di noi tu sei sempre bellino, però il nome poi vado in difficoltà. Imbarazzanti nel primo tempo, KK non benvenuto come Zelischi, ma la reazione il no, stavolta no, con cui dopo il pareggio della Lazio ci siamo riversati nella loro metà campo e da applausi. Buonasera Valentino, il mister alle telecamere ha avuto un piccolo sfogo contro quelli che additano la squadra di mancare di personalità o chissà cosa. Dopo questa vittoria cerca di compattare e ringraziamo Polli e tutti voi per i 600 like raggiunti. Sta bene. Totò, almeno una volta settimanalmente devo rivederne uno. Anche io. 600esimo like è il suo. Fernando si prende quello che si deve prendere. Carmine Pompilio. Grazie amico mio. Grazie mille. Ho visto il film I Fratelli De Filippo, che bello, sì. Il problema Tristo Elmas è soprattutto tattico, non come posizione in sé, ma come tipologia di calciatore. Tristo troppo attaccante, mentre Elmas è più centrocampista e quindi dà più equilibrio. Questa è la risposta che tiene in mente Spalletti. Mario, sono d'accordo su che così la vede lui. Io resto convinto che Mertens la fase difensiva comunque la fa, probabilmente meno come rincorse di Elmas, questo si può dire. Però proprio 0 minuti per Mertens, quando il Napoli ha difficoltà a segnare, vado pure in difficoltà. Questo aumento di Fazzoletti dietro potrebbe essere, sì, Valentina, la vedo giusta come perché poi se tu la butti solo la butti in avanti con Osimhen troppo isolato, se non accorci nemmeno va bene, e allora bisogna che Dem e Fabian salgano di livello nel venirsi a prendere il pallone. Poi si sono anche imparati che il periodo non è quello che è e quindi la Lazio ci è venuta a pressare un po' più alta. Quanti like arriviamo stasera secondo voi? Ecco, domanda. Ospina 8 in pagella, non ha fatto chissà parate, ma non si è fatto mai trovare impreparato. Il gol di Pedro era oggettivamente imprendibile. Mazza, Pedro, vabbè, bravura anche. Il paratona l'ha fatta sempre su Pedro. Lì do colpa al pressing di Fabian Ruiz e ci sta Gennaro come discorso. Notizia certa, nessun caso Mertens, ha un riacutizzarsi del dolore alla caviglia, non lo vogliono rischiare. Fabio, mi piace questa cosa. Benvenuto al Tair. Questa cosa la ritengo plausibile perché ha pigliato certe mazzate Mertens nelle ultime partite proprio pesanti, falli brutti proprio, e ci può stare come discorso. Per tutta la settimana ho sentito parlare di una squadra rinunciataria e senza voglia. Io ero uno dei pochi a pensare il contrario, fiero di questi ragazzi e della loro reazione, crediamoci. Comunque in teoria siamo a -4 rispetto all'andata, giusto? Sì, Luca, mi sa di sì. Guido potrà essere più preciso, adesso non tengo in mente il conto, però questo è il discorso dei punti fatti all'andata, perché giustamente 2 li perdiamo con la Juventus, 2 no, perché poi con la Lazio abbiamo continuato, quindi non abbiamo perso niente con la Lazio, con l'Inter non tengo presente in questo momento, te lo farò dire da Guido. Ma cosa diamine ce ne foste dell'Europa League dai Napoli, voglio cuore in qualunque modo dovessi andare, non sarà mai un fallimento, ma voglio almeno il cuore e l'impegno. Spalletti l'ha già fatto con i Cardi e Totti, Mertens non giocherà più fino a giugno. Tutti casi diversi secondo me, però vediamo cosa succederà. Ringrazio ancora Carmine Pompilio Inter +1, Cagliari -2. Ecco, bravo, giusto Domenico. -2 Cagliari, -2 Juventus, +1 Inter. No, però con l'Inter avevamo perso, quindi +1, giusto. Mertens sarà decisivo con il Milan, mamma mia, impazzisco. Carlo, sarebbe bellissimo. Grazie mille Carmine.
grazie infinite, dovremmo essere tecnicamente a più meno 2 se l'Inter vince a Bologna, ma vista l'ultima Inter non so. Pasquale, sì, vabbè, noi parlavamo del raffronto sui nostri punti rispetto all'andata, per bissare e per migliorare quello che si è fatto all'andata. Noi dobbiamo, ragazzi, dobbiamo fare un +3 contro Empoli e Spezia, parliamoci chiaro, dobbiamo avere quei punti là, poi possiamo sperare di prendere qualche punto su Verona e Sassuolo, qui perché abbiamo pareggiato all'andata col Verona e col Sassuolo, abbiamo però vinto con il Milan, quindi lì si potrebbe, capito, riequilibrare un po' tutto, però abbiamo Empoli e Spezia che non vanno steccate, attenzione. Quando è entrato Pedro ho avuto paura. Sì, pure il Raff. E forse dovremmo dire, se la Lazio non avesse questo campione cristallino autentico, stasera stiamo quasi rubando. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo con l'analisi, Raff, perché io di quello volevo parlare, di quello avrei voluto parlare. Però poi c'è da dire che il Napoli ha legittimato con il carattere nel secondo tempo, ci si poteva anche disunire dopo il gol preso da Pedro, proprio per la prestazione che aveva fatto la Lazio nel primo tempo. Alla fine io mi ritengo soddisfatto per il risultato, non sono risultatriste, so che gli XG sono a favore della Lazio e che la Lazio avrebbe meritato quantomeno il pareggio. Però il calcio è fatto di queste cose qua. Quante volte abbiamo parlato di un Napoli con XG alto, con avversari che fanno mezzo contropiede e ti puniscono, e noi diamo la colpa al Napoli di non essere cinico e di non essere freddo sotto porta, perché la percentuale realizzativa è una delle nostre problematiche. E allora per una volta godiamoci una percentuale di realizzativa più alta del Napoli e diamo i meriti a chi ha preso la porta, e che uno che di solito quest'anno proprio non la vedeva proprio su azione, che era Insigne, e un altro che invece quando si coordina la porta la vede molto spesso. Allora, buonasera Raff, figurati che bella gioia, era tanto che non esultavo così, grande secondo tempo e grande vittoria. Marietto Pirolla, col calendario asimmetrico il conteggio andata e ritorno non è veritiero. Marietto, ma noi lo stiamo facendo sulle partite, non sulle giornate. Quindi noi stiamo calcolando con la Lazio che abbiamo fatto, abbiamo vinto, abbiamo rivinto con la Lazio, +0 o -0. Quindi non stiamo calcolando sulle giornate, ma sulle partite. E quindi è un po' più un casino col calcolarlo, però questo è quest'anno. Nel primo tempo è mancato tantissimo Lobotka perché i due centrali erano lasciati soli a impostare, quindi si andava sui terzini e si tornava indietro. Sì, Nick, però questa cosa secondo me si può anche risolvere con un Demme che viene in mezzo e non viene più in mezzo. Non lo so se è una decisione di Spalletti oppure no, però si può risolvere. Si può risolvere in qualche modo. Forse di suo Lobotka ce l'ha di più di Demme in questo momento, ci può stare. Tutto scorre proprio come questa messaggeria e grazie a Francesco Fucci da Barcellona Azzurra. Comunque era i tartassati e allora siamo sicuri, Marietto, perché con te non mi posso sbagliare. Sarò con te e tu non devi mollare. Sniper. No, sai perché? Sai perché mi fa piacere sottolinearlo durante la vittoria? Perché Maldini, sapete chi è Maldini? Maldini nel Milan ha detto che non gli devono mandare gli arbitri esordienti perché il Milan viene un po' penalizzato. Io però vado a rivedere la partita con l'Udinese e non sono sicuro che il Milan è stato penalizzato, anzi. Però Maldini, con una classe e con la calma così, ha detto attenzione, ci giochiamo cose importanti, mandateci arbitri all'altezza. Vorrei che anche il non lo so se il Napoli quando lo dice fa peggio oppure no, questo non lo so perché forse non lo sappiamo fare, le volte che abbiamo detto merda, è andata peggio. Però come fa? Occhi aperti, ma che noi teniamo gli occhi aperti come tifosi non cambia niente. Speriamo bene perché sennò poi il buono, il brutto e il cattivo. E voi state tunde, lo saprete. Ringrazio Valentino Siano. Fermiamo la guerra. Le uniche guerre che vogliamo combattere sono su un campo di calcio, come stasera. Forza Napoli sempre e ringrazio Valentino per il messaggio, oltre che per il supporto, perché non esiste proprio nel 2022 parlare di una cosa del genere. È veramente assurdo e inconcepibile. E contemporaneamente ringrazio Michele Sarnelli per la donazione generosissima, addirittura senza messaggio,
Fammi sapere, Michele, spero di poter beccare qualche altro tuo messaggio nel random. Gianlu Nero Blu, campionato pazzo, di sto passo prenotiamo check-up dal cardiologo a fine maggio, Napoli di grande carattere stasera, bravi. Vedete quanto è carino anche lui in un campionato veramente pazzo. È proprio così e si lotterà fino alla fine, ragazzi. Il buono, il brutto e il cattivo. Il buono, il brutto e il cattivo. Anghissà, Demme, Fabiano Lobotka, chi è la vostra coppia titolare ideale? Marietto, io insisto con Fabian Anghissà in questo momento, nonostante Lobotka mi stia facendo impazzire nelle sue prestazioni di quest'anno, e Demme comunque è uno dei miei ragazzi preferiti, oltre che calciatore, ma in questo momento è un attimino dietro. Fabian non si può togliere dal campo perché è fisicità e qualità, anche se oggi ha giocato male. Il giocatore in assoluto non si può togliere dal campo, a meno che non sia proprio fuori forma e tu hai un Lobotka Anghissà per sostituirlo. Anghissà ti garantisce quei muscoli che gli altri non hanno, quindi per me questi sono. Gran gol di Fabian, eccolo Michele, ho visto la reaction, sei grande, grazie mille Michele, grazie infinite. Hai visto il Barcellona 4-0 col Bilbao, hanno trovato una continuità importante e poi molto spesso siamo noi che diamo questa continuità, diamo questa fiducia agli avversari. No, ma sono forti ragazzi, il Barcellona, non scherziamo proprio. Sono proprio un altro pianeta, un'altra categoria. Benvenuto Scoppi poi. Da quando Zielinski è uscito il Napoli ha giocato a iniziare la partita. Non mi piace letta così, Enzo, non mi piace, perché poi pare che allora Zielinski male è colpa di Zielinski. Non mi piace letta così. Mi piace che impatto che ha avuto Elmas. Non mi piace da quando Zielinski è uscito, mi dispiace, la vedo al contrario, la vedo in positivo. Che impatto che ha avuto Elmas. Che poi Zielinski, se voi andate a vedere il tiro di Osimhen parato, il tiro di Luis Alberto mangiato, Immobile fuori, Anderson alto, Insigne deviato, Immobile alto, Zielu parato da fuori, quello è il tiro più pericoloso del primo tempo, Savic parato di Ospina, Immobile centrale. Quindi un tiro di Insigne deviato e un tiro di Zielinski oltre a quello di Osimhen. Modalità lenta per la chat, ho difficoltà a leggere anch'io. Gennaro, l'ho fatto ogni tanto, questa volta mi sono dimenticato, ma non pensavo neanche di questa grande reazione incredibile. È una live pazzesca, veramente lo è. Veramente lo è. Zielinski specca spesso di personalità, spesso arriva al limite e senza scarico non tira, ha le qualità per segnare anche da fuori, senza dubbio, ma deve avere il tiro pulito. È difficile che Zielinski si fa ribattere il tiro, non tira proprio se non ce l'ha lo spazio. Ma nessuno dice che ci sono stati. No, io l'ho detto, amico mio. Io l'ho detto e si deve dire. Si arrizza. Si arrizza. Giustamente. Un abbraccio. Comunque non c'è un canale che possa vantare una Polli come mod, e anche questo è vero. Magatani Bavere, e diamo a Polli quello che è di Polli. Zielinski non staccano vista, le assenze si sentono. Stiamo facendo il massimo. E anche questo è vero. Io direi Athos, Portos e Aramis. Speriamo che non viene pure D'Artagnan. 13 punti di vantaggio sul quinto posto, grande Napoli. Ricordiamo che l'Atalanta ha una partita in meno, ma bene così. Bene così. Comunque che gol ha fatto Pedro? Un missile che però alla fine gli è andato in un altro... In effetti sì. Mi è esploso il cuore stasera. Elmas ha interpretato al meglio il ruolo di sottopunta, Lobobotka indispensabile per questo Napoli, la modalità lenta a Mario non piace, lo so, un ass pazzesco, che passaggio per me sottovalutato. Vale, hai notato anche come Meretta ha festeggiato con i compagni nonostante giochi poco? Amico mio, io non ho potuto notare niente. Sapete che cosa vi dico? Che per una volta me la rivedrò, però con quel sorriso sulle gambe. Il sorriso sulle gambe, forza, hashtag. ma lo so che c'è qua, c'è Rito che sta morendo, che sta ridendo. Hashtag il sorriso sulle gambe. Come mi è asciutto. Ok. Vediamo. Tancredi, like preventivo e si riprende la live dall'inizio. Grande Tancredi.
Però ti consiglio di recuperartela domani dall'inizio, perché in questo momento, come vedete, io metto le cuffiette e ringrazio infinitamente un amico mio, un amico vostro, un amico del giornalismo onesto, Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera nemici, buonasera a tutti, buonasera Valerio. Un caro, veramente carissimo saluto a tutti i trasportatori e le ditte di traslochi. Sì. Sono 3 i punti in meno che il Napoli ha rispetto alla classifica del girone di andata, e lo ripetiamo per quelli che si sono iscritti da poco e sono distratti. Noi diciamo la scuola Guido Gentile, che ha un solo alunno, me stesso. Quindi il confronto è simmetrico, non con le giornate asimmetriche che ha creato, insomma, il computer. Quindi è Lazio con Lazio, Genova con Genova, Cagliari con Cagliari. L'Atalanta a -6, una partita da recuperare. La Fiorentina a -9, una partita da recuperare. Genova la Fiorentina è crollata. Genova -1, nessuna partita da recuperare. Inter -8, una partita da recuperare. Juventus +8, tantissimo, in 8 solo partite, nessuna partita da recuperare. Lazio 2, Napoli 3, Milano -3. Queste 3 squadre non hanno partita da recuperare. Roma -3, Sampdoria -1, Torino -3, una partita da recuperare. Anzi, Atalanta, scusate, 2 partite da recuperare. Lapsus mio, perché deve giocare anche domani. Giusto. Quindi l'Atalanta potrebbe andare a 0, 12 e 12, potrebbe fare 50 punti. In pratica abbiamo una classifica potenzialmente cortissima. L'Inter ha una partita da recuperare, non è da poco, perché avendo lo scontro diretto a favore col Napoli, a questo punto i punti sarebbero 2 dal Napoli di vantaggio, non 1. 1 a pari punti vincerebbe lo scudetto. Questo per fare un po' il punto della situazione. 12 minuti sono serviti al Barcellona per disintegrare il Napoli, ed erano quasi 4 anni, mese più mese meno, che il Barcellona non vinceva una partita fuori casa in campo europeo. Aveva fatto solo brutte figure, anche un 4-0, 3-0, anche con la Roma ha perso 3-0, Manolas. Poi 2 pareggi, i risultati migliori, uno di questi con Gattuso out, 1-1 al San Paolo. E dai tempi in cui Di Lorenzo non ha crossato con la palla alta, che non faceva 4 gol fuori casa in campo europeo in trasferta. 12 minuti, con tutta la retorica dell'applauso di 10 minuti di Maradona, per non disintegrare i sogni, diciamo, le speranze dei venditori di fumo e degli illusi. Troppo forte nel palleggio, nella tattica, nel recupero del pallone, nel pressing alto, nella qualità, e anche troppo forte nel sprecare l'impossibile. Non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti dopo la partita, non mi sta piacendo nelle ultime conferenze stampa. Il Barcellona in 2 partite, Valerio, ha fatto qualcosa, aspetta che ti prendo i dati, come 37 tiri. Si è giocati 101 minuti e 94 minuti, non di tempo effettivo. Sarebbero, Valerio, un tiro ogni 5,2 minuti di tempo non effettivo. Dire che abbiamo perso per gli episodi non è corretto nei confronti di nessuno, dei tifosi, di Guido Gentile, che non conta niente, si occupa di cinema in fondo, dello sport, ma anche degli stessi giocatori. Cioè 37 tiri in 2 partite in 195 minuti. Sono un tiro ogni 5 minuti e 2. Si è perso, il secondo tempo è stato poco più di un allenamento, ed è stato molto preoccupante, soprattutto per le solite domande che abbiamo dovuto sentire in conferenza stampa. Poi può sembrare un attacco scortese nei confronti dei colleghi, quando c'è un certo corporativismo in tutti gli organi professionali, che sia medici,
i giornalisti e anche i trasportatori sono importanti, anche se Esatto. non è un ordine professionale, è una categoria importante. E oggi il Napoli ci ha impiegato 12 minuti per essere spazzato via da una Lazio, è stata sempre superiorità numerica al centrocampo, tant'è vero che non l'abbiamo mai visto in tutta la partita, tra l'altro, sbagliare tanti palloni da Fabian, in tutto il campionato insieme non ha sbagliato con quanti appoggi di oggi, anche se quando lui prova a fare le riaperture, quando giganteggia, anche nella partita sbagliata, mostra una classe, una regalità, una voglia di diventare quel campione che secondo me diventerà, che non ha nessuno in campo del Napoli. Questo dobbiamo dirlo. Cioè la peggiore partita di Fabian Ruiz è sempre la peggiore partita di Fabian Ruiz, accompagnato all'aeroporto. Io andò solo a salutarlo e dire peccato, abbiamo avuto un campione, ce lo siamo goduto poco. Primo tempo sciuponi, e la Lazio, che è la squadra che ha maggiore percentuale di realizzazioni sia in assoluto che in relativo, quindi sia i tiri tentati che i tiri solo nello specchio, oggi è venuta meno, e il Napoli ha tenuto botta con quelli che sono i due migliori in campo. Ospina, parate importanti, Elmas, un impatto devastante su una partita per lucidità, fisicità, ma per capacità penetrativa, che è quella che io gli ho sempre riconosciuto, non da far nulla questo giocatore, e dobbiamo sentirci. Ringraziamo Pasquale, dillo tu, è il tuo Pasquale, canale. l'ho perso. Vabbè, benvenuto Pasquale. Ah no, sta qua, Guadagnoli. No, il doveroso, insomma, ormai conosco pure la musichetta. La capacità di andare fino in fondo nelle azioni, per qualità, ha sbagliato solo un passaggio, ma non di precisione, di lentezza, che era un'apertura a campo aperto dove saremmo potuti essere pericolosi. È stata la chiave che ha cambiato la partita, l'entrata in campo di Elmas su un opaco Zelinski. E fatemi dire, oggi il migliore in campo, per quanto mi riguarda, io non premio mai i migliori, è stato Lorenzo Insigne. Per due giocate, la prima, e sono anni che io lo sostengo, e solo con Zema era così, se questo ragazzo avesse dato meno retta dei procuratori e certe persone che lo incensano, che sono i miei colleghi, e avesse giocato nella sua carriera nel Napoli più libero di testa, sarebbe stato un giocatore devastante. Ma il calcio non si fa con i sé. E se Milik avesse messo la palla... Quando Insigne gioca distinto, avendo i piedi buoni, ragazzi, oggi lui ha fatto un tiro di prima di istinto che è un gol pazzesco. Quando lui si ferma, diventa compassato, deve fare il tiro dal Piero, che è il giocatore che lui ama di più, e ne ha fatti di gol belli così, ma ne ha sbagliati altrettanti, diventa un giocatore a volte che litiga con se stesso. Oggi ha fatto un ennesimo controllo palla bellissimo. Ma perché detto Insigne è migliore in campo? Perché ha fatto un'azione tipica della mia amata pallacanestro. Cioè cercare Oscar, che è il giocatore che ha la percentuale realizzativa in attacco al tiro maggiore. Io so la mattolena libera dall'arco da te, ma comunque passo al mio compagno smarcato perché lui ha una percentuale di realizzazione migliore della mia. È stata un'azione di grandissima intelligenza tattica di Lorenzo Insigne, e questo è la dimostrazione di quelli che mi vengono a insultare. Poi apro una parentesi che vediamo a fine della chiacchierata, che qui Guido Gentile non è amico di procuratori, non ci va a cena e non ci andrà mai a cena, perché preferisco fare molto di meglio nella mia vita, avendo amici pittori, attori, eccetera, insomma, che sono molto più simpatici, devo dire la verità, e anche se adesso me ne sono inimicati, non ci voglio andare a cena. E quindi analizzo le cose con gli occhi più onesti e scevri di condizionamenti, sia di intellettualmente disonesto, e sia che non lo voglio dire quell'altra cosa. Non mi interessa se uno lo fa per... Quindi quando ci sono delle cose buone, lo si sottolinea con grande tranquillità. Secondo me, Valerio, quella è una giocata di grandissima intelligenza calcistica e va sottolineato a 3 volte. È ovvio che il gol è un gol epico, quello che ha fatto Fabian Ruiz al 94esimo. Trovare dal cilindro un gol di tale precisione chirurgica, di bellezza di prima, con una palla che gira letteralmente bene, che il portiere non potrebbe mai prenderla, manco se è Mister Fantastic. È un gol pazzesco. La ripresa dal basso, da dietro la posta, ti fa vedere che 2 centimetri avrebbe sbattuto sul palo. Cioè stiamo parlando di qualcosa di chirurgico, che se andiamo noi la mettiamo con le mani, la palla non la mettiamo così precisa. Però prima va valutata,
proprio l'azione di un ragazzo che ha giocato per vincere la partita, e questo va sottolineato. Nel momento più buio della sua carriera, dopo che si è preso dei fischi immeritati col Barcellona, come se fosse stato lui responsabile in una partita dove gli altri sono stati più bravi, dobbiamo dirlo, sono più bravi, tutta la squadra non ha girato bene, ma gli altri sono stati più bravi, hanno più esperienza, hanno più brasione, hanno più classe, hanno più tutto e hanno più coppe in bacheca, perché noi le stoppiamo. Ho detto, punto. E questo a me, secondo me, oggi è doveroso sottolinearlo. Ai punti, ha tirato più l'una, più l'altro, Sarri scriveva. Sarri nel calcio contano molto le tradizioni. È una delle cose che privatamente mi sono detto con Valerio. Ho detto io, questa partita sono preoccupato più per gli Osanna dei miei colleghi, meno per il calcio, perché noi abbiamo una tradizione, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, una tradizione molto favorevole con la Lazio, e avete visto, anche se oggi ci ha messo le corna, tu l'hai svangata. È una classifica cortissima, predicherei massima prudenza, in 7 punti ci potrebbero essere Atalanta, Juve, Milan, Inter e Napoli, un po' di più se l'Atalanta fa di meno nei recuperi, o un po' di più se l'Inter vince quella partita. Basta un punto per perdere un campionato. Diciamo, oggi il Napoli ha fatto fuori quella che è la presunta settima sorella insieme alla Roma, che non ci sono mai state. È un campionato a 3. Inter, Milan e Napoli, e adesso a girare il buono, il brutto e il cattivo me l'aspetto, con 5 squadre che lottano per la Champions, perché questo è... Spalletti era molto nervoso, non li ha mandati a dire, nel primo tempo si è sofferto questo centrocampo 1 e Fabian per questo ha sbagliato molti appoggi, perché Zelinski era molto evanescente. A me non piace come sta giocando il Napoli, non piace questo sistema di gioco. Osimhen e niente più, perché giochiamo senza attacco, lo devo dire. Non voglio essere ingeneroso come qualcuno che ha scritto a Napoli che Osimhen è un ottimo atleta ma non è un calciatore, una definizione non mia, però che sia molto molto acerbo sì, però è un sistema di gioco che ci sta penalizzando. L'entrata di Elmas ha avvicinato qualcuno a Osimhen, Insigne è stato molto più vicino alla porta, e il Napoli ha bisogno di densità, ha bisogno di portare i giocatori nell'altra metà campo, ha bisogno di continuità nelle azioni, perché non è una squadra chirurgica, tant'è vero che lo sbilanciamento è stato tra il primo e il secondo tempo, cioè il Napoli poi nel secondo tempo ha addirittura recuperato e è andato nel possesso palla a suo favore, e anche nei tiri, 10 tiri, ma perché ha avuto quella famosa continuità. Noi non siamo una squadra che fa un'azione, poi si dimena, e come la Juve abbiamo bisogno di quei 10-20 minuti di continuità e riusciamo a fare un gol. Ho detto, siamo stati bravi a crederci con una fame di vittoria che raramente abbiamo visto. Adesso bisogna vedere se abbiamo la forza, il coraggio, quando pesano le vittorie, di reggere le alte vette, l'alta classifica. Però questo è quello che è successo. Poi ti faccio vedere, visto che l'ha sottolineato il mister, e qualcuno del canale li apprezza i numeri, com'è la situazione aggiornata oggi, dei minuti, degli infortuni, perché è una situazione, ha fatto bene Spalletti a sottolinearlo, perché va bene tutta la retorica, va bene incendiare tutti, però ci sono troppi giocatori che hanno tirato la carretta e quali li considerano dei robot. Si vede. Quindi che tu devi avere sempre la stessa prestazione, come se fossi veramente l'omino della pubblicità della Dulac, che metti la pila e vai avanti in automatico. Non è così che si analizza il calcio. Per ora mi fermerei, sono andato anche fin troppo veloce. A voi domande e considerazioni. Allora, io ne ho prese, le ho messe in... Da richiamare così. Nel frattempo, quando Guido mi diceva Sarri che scrive, un amico mi ha girato una cosa degli autogol che faccio vedere all'ultimo minuto, dopo che ha preso il gol, lo so, non so bene. Dai che quest'anno vinciamo lo scudetto, forza Napoli, questo stava scrivendo Sarri. Sempre forti anche gli autogol. E leggiamo un pochino di messaggi e di vostri commenti, ragazzi. Se avete domande per Guido, come vedete, non ce n'è. Sai cosa dico, Guido? Facciamo una parentesi anche musicale, perché noi questo siamo, parentesi di cinema e parentesi musicali.
con una band con la quale io sto suonando parecchio ultimamente, quando cominciamo a suonare ci guardiamo e se ci piace quello che stiamo facendo ci diciamo non è stasera, nel senso non è stasera che magari ci diciamo non siamo in giornata e non suoniamo bene, quindi ci guardiamo e tutti contenti diciamo not tonight, it's not tonight. E con te posso dire la stessa cosa, non è stasera che Guido ci darà un'analisi banale o che magari sentirete da qualche altra parte, non stasera ragazzi, e temo, cioè, facilmente posso dire che probabilmente mai, la stessa cosa che mi auguro anche con la mia band. Credo che sia presa questa cosa inconsapevolmente, non ti voglio, anzi è una citazione coltissima, dal ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, quando Batman 55enne, certo che è tornato a essere Batman dopo che si era ritirato, dice sarebbe un bel modo per morire, ma non stasera. Bellissimo. Vedi? Mettiamoci un carico da 90 o da 1,99 nel caso di Alessio. Insieme a Watchmen è uno dei due capisaldi letterari della storia del Novecento. Watchmen di Alan Moore e di Gibson è stato votato, quando ci fu il passaggio del nuovo millennio, come uno dei 100 romanzi inglesi del Novecento più importanti, anche se qualcuno lo considera un fumetto. E secondo me il ritorno del Cavaliere Oscuro è proprio non solo visionario, però per un'analisi di quella che sarebbe stata la società, i mass media, le violenze giovanili, e quella frase è bellissima, ha detto sarebbe un bel modo, una bella morte, ma non stasera. Quindi, non è stasera che Valerio suonerà male, un'altra volta. Ringrazio Alessio Marigliano per la donazione, abbiamo un sogno nel cuore, buonasera a tutti, e ci sono un po' di messaggi, Guido, che ti snocciolo. La richiesta di pompieraggio magari la faccio domani, oggi me la godo. È chiaro che noi di base siamo tranquilli. Domanda per Guido: ad 11 gare dalla fine, da 1 a 10 quante possibilità abbiamo di qualificarci in Champions? 7,5. La vuoi motivare o la vuoi lasciare così? Perché la squadra ha avuto una grande continuità, ha avuto un grande blackout in quelle 8 partite della fine del girone di andata, dove è successo di tutto di peggio. Oggi, diciamo, è una partita, Spalletti è un uomo di calcio, ha pregi e difetti, ma insomma è pur sempre un allenatore che è arrivato a allenare il massimo della Serie A, mi manca solo la Juve, quindi per dire. Per dire quelle cose, le ha respirate, cioè se perdi oggi non solo è pesante perché vai a -6 dei punti del raffronto, però è una scia lunga rispetto al Barcellona. Non è la Lazio la squadra dove puoi perdere i punti, e con tutto il rispetto non è questione di contro qualcuno, ci sono poche partite scientifiche, vi feci vedere, dove tu, diciamo, lo puoi anche accettare, perché innanzitutto tu hai messo un solco molto profondo tra Roma, Lazio e Fiorentina, e quindi è ridotto veramente, che ne dicono, a 5. Ridotto a 5, diciamo, è una corsa a 3 del Napoli. Atalanta, Juve e Napoli. Io ero una Juve molto cinica, non vi aspettate lo spettacolo, però ha preso il giocatore che gli serviva, che gli toglie le castagne dal fuoco, salvo che veramente non beccano a fortuna un quarto di finale, possono perdere un po' di energie, però la Juve ci deve andare con le buone o con le cattive. Ieri c'erano 2 situazioni in aria, diciamo, grigie, non mi interessa, come oggi quella del Napoli, sapete come la penso. Si è arrivati alla 27ª giornata, a parte le promesse, è arrivato il momento di rendere pubblici i cose del VAR. Sì, è arrivato il momento di rendere pubblico. Andrò prima io dal barbiere, amiche Bellini, amici Bellini, che il VAR che diventi trasparente. Chiusa questa parentesi. E non ho nulla contro i barbieri, è una questione che mi sto limitando, ma tra l'altro sono un disastro, i miei capelli, mi scuso. Bisogna vedere la partita col Milan, che è un'altra di quelle partite dove intanto tu non la devi perdere per non far scappare e non perdendola hai eventualmente sul Milan rispetto all'Inter invece gli scontri diretti a favore, e quindi sarebbero Milan e Juve in caso di parità
2 squadre su 3, no? Sconti diretti a favore. Sono tanti piccoli particolari. Dobbiamo vedere. Mi sembra la partita di oggi è una di quelle partite dove hai fatto una frenata di colpo, ho detto ho sbagliato il bivio, sto facendo retromarcia, ma bisogna vedere se prendo il bivio giusto. È un colpo di reni del portiere, una partita veramente importante, al di là dei 3 punti. Per come è venuta è ancora più importante. Cioè, se Napoli avesse vinto 3-0, Valerio, dominando, come ha vinto l'entità, ti potevi aspettare la schifezza col Milan in casa. Ma com'è possibile? Hai vinto 3-0 dominante. Invece ha vinto una partita dove hai sofferto nel primo tempo. Perché hai sofferto? Perché esistono gli avversari. Dove hai preso, oggi dobbiamo dirlo, ci sono stati 3 gol bellissimi, perché quello della Lazio è un gol pazzesco, anche fortunoso, nel senso che passa in mezzo un muro umano. Per la bellezza poi della partita non è stato deviato e quindi non ti prendi un autogol che spazia il portiere, ma di nuovo dalla ripresa dietro la porta tu vedi che, perché diranno Spina, la bisettrice, poi vi faccio un po' di disegni perché incominciamo un po' a rimettere un po' in ordine il calcio, no? C'è gente che, e parlo di colleghi, che confonde ancora i cross con i traversoni, sono 2 cose diverse, non è che è lo stesso passaggio. Bisettrice per bisettrice, gli è arrivata di colpo una palla violentissima, angolatissima, che ti è arrivata praticamente sbucata a 4 metri dalla porta. Poteva essere impallata da tanti giocatori, però diciamo il gol è una proezza balistica veramente notevole, scusate. Terzo tipo. E il gol che hai fatto è un gol bellissimo da un punto di vista tecnico, però un gol di rabbia cercato, nel senso la squadra ha detto ci andiamo a prendere la vittoria, e quindi questa è una vittoria per come è venuta che può far cambiare l'inerzia della stagione. Vediamo, diciamo, col Milan, al netto poi di intrusioni del palazzo, quello lì io non le posso prevedere, cioè nel senso le prevedo, le metto nei 7 parametri che servono per vincere un campionato, però ovviamente essendo uno sportivo e godendomi la partita dal primo all'ultimo momento, non è che io tifo per l'errore dell'arbitro, per l'infortunio o per la sceneggiata, quello sono contrari alla mia educazione. Il 7,5 è anche fin troppo generoso, però adesso l'inerzia del campionato l'hai rimessa in carreggiata, cioè, hai fatto pochi punti il giro di tanto, perché 3-4 in più li doveva fare in Napoli, ma non ci sono. Un po' mi hai descritto la partita che vince l'Inter contro il Napoli l'anno scorso, no? Esattamente. Anche senza... fu di svolta. fu una svolta per l'Inter, perché quando poi non meriti, ma comunque la porti a casa in un certo modo, distruggi anche psicologicamente l'avversario in qualche modo, gli fai perdere terreno, quindi questa è particolarmente apprezzata come vittoria. Intanto ci incontreremo, ma non stasera, il Gladiatore. Prendiamo un pochino di altri commenti. Ci sta un po' di analisi su Osimhen. Ho visto molte volte Osimhen solo in area di rigore con 5-6 laziali attorno. È quello che ho detto io. Ha visto la verità, ha detto dobbiamo tornare a riempire l'area, perché è una delle caratteristiche positive o qualitative che abbiamo avuto nel corso della stagione. Ha visto una cosa assolutamente vera, concordo, cioè va fatto. Esatto, è sempre sul discorso Osimhen, uomo fisso su di lui, è un altro che non dà profondità, l'hanno capito tutti, ci vuole un piano B. L'ho detto prima, concordo, sono tutte diciamo osservazioni e analisi che mi riconciliano con voi. E un'altra cosa che ci hai detto di Osi è sui movimenti, no? È lì che si deve così, e dice dovrebbe migliorare, Mertens lì è 100 volte meglio. Va bene la velocità, Valerio, però è importante pure, oltre il timing, e dove vai. Il fatto che lui tagli troppo spesso per l'esterno e così tra l'altro ti chiudi l'angolo di porta. La bisettrice, ragazzi, non è nient'altro, perché poi viene dalla geometria più bassa, no? Diciamo, chiamiamola una sorta di linea immaginaria. Prendo un foglio di carta del triangolo immaginario che si forma dal vertice che è dato dal pallone e dai 2 pali della porta. Dal pallone ai 2 pali della porta si possono tracciare sempre in maniera immaginaria 2 linee,
E la base di questo triangolo è data dalla linea di porta. Ovviamente questo triangolo, a parte dal calcio di rigore, dove è perfetto, diciamo, è un triangolo che varia a seconda della posizione del pallone, quindi non solo se un triangolo più lungo o meno, ma è un triangolo più schiacciato o meno. E quindi questa bisettrice cambia continuamente, perché ovviamente il portiere, anche se non sembra, si muove continuamente con i piedi, perché oggi Ospina ha fatto sembrare una parata molto facile e spettacolare, parlando di bisettrice su un classico tiro a giro, perché appunto la bisettrice l'ha interpretata bene, cioè andando nella giusta posizione ha potuto chiudere con più facilità lo specchio della porta in un tiro che, se fosse stato un po' più dietro oppure sbagliando la bisettrice, non avrebbe avuto la possibilità di fare quel paratone con la mano di richiamo. Ecco perché io vi feci vedere frame by frame quel famoso gol che abbiamo preso, perché lui prima chiude da una parte la porta, poi da là, poi deve andare a richiudere dall'altra parte, ma Dzeko si è trovato anche la palla vicinissima incollata al piede, che bisettrice l'ha anche chiuso. Cioè tu devi anche valutare la dinamica dell'azione, però onde, perché io non attacco nessun collega, poi dobbiamo fare un asterisco, però rispondiamo a alcune domande per una cosa che non mi è piaciuta sul canale, rivolta a me, che non me ne frega niente, a te, ma una cosa proprio sbagliata, però la mettiamo per ora come asterisco. Però è la linea immaginaria che divide in due parti uguali il triangolo che si forma tra il pallone ai due pali della porta, e che ovviamente potete immaginare che, dato che le azioni d'attacco sono tutte diverse, è un triangolo che cambia costantemente. Ok, parlando un po' di calcio, visto che poi viene citata e buttata lì e casomai si sbaglia la bisettrice, e quindi la gente fa diventare Di Lorenzo un top player e Ospina un cretino perché sa bisettrice, e poi la gente non sa che cos'è la bisettrice. Oggi la bisettrice Ospina, ragazzi, la bisettrice non è la BC, neanche là, non inizi manco a giocare il porta, che già lo sai. Addirittura quando io ero piccolino, giocavo in porta nei campetti di schifosi, si prendeva con le scarpette e si facevano due linee dal palo in avanti, dal palo in avanti e al centro della porta, in modo tale che tu avevi sempre la percezione di in che punto della porta ti trovavi quando eri fuori dalla porta. Ovviamente adesso sui campi in erba non si fanno, ma i portieri mettono dei punti di riferimento, perché la cosa più difficile è non perdere soprattutto la distanza dalla linea di fondo, se no ti prendi dei pallonetti, perché sarebbe molto facile andare molto avanti. A questo punto lo specchio della porta lo riduci di pochissimo, ti basta fare così e hai preso un pallone che invece però non è così facile, le porte sono grandi. Ayala faceva delle belle linee con i tacchetti. Esattamente. Me lo ricordo. Allora, che bello, quanti messaggi, mamma mia, siete straordinari. La differenza tra l'andata e il ritorno con la Lazio è dovuta a demeriti del Napoli, oppure la Lazio è migliorata come squadra? Questo gol al 94esimo potrebbe aver dato sprint in vista Milan? Allora, che la Lazio sia migliorata è migliorata molto, e secondo me oggi ha fatto la miglior partita del campionato, anche se non le ho viste tutte e 27. Però ha giocato. Il Napoli non è che è peggiorato, oggi era un Napoli stanco e provato e ferito, perché prendere 4 gol e nel secondo tempo il Barcellona si è allenato, se no erano di più, ti fanno male, che ne dicono colleghi o domande, è meglio uscire adesso testa al campionato. Io non ho mai visto squadre che perdono e poi diventano più forti, quindi anzi c'è stata una ferita ricucita, rimarginata, scusate, ricucita sarebbe un medico che te la ricucita, invece qua ci siamo noi come Wolverine rimarginati con una velocità. Col Milan bisogna vedere, non è solo la testa, il campo, la tecnica, gli arbitri, bisogna vedere se appunto questa squadra continua in questo percorso di maturazione e consapevolezza che devi lottare per la cima della classifica, poi succede quello che succede, oppure di nuovo ti prendi paura delle vette. Lo vedremo, perché il Milan non è la Lazio, attenzione, molto più chirurgica come squadra nel farti male. Quindi io vi dissi aspettiamo Cagliari, Lazio e Milan, che sarà il trittico decisivo, ve lo dissi, per indirizzare il nostro campionato. Quindi aspettiamo la prossima partita e godiamoci. Vero.
Va bene, il rientro di Lobotka, comunque Demme sembra in ripresa. Guido, io Sono perfettamente d'accordo. ho speso 2 parole su Demme che a volte anche un po' isolato ha cercato di tamponare un po' a tutto campo, a centrocampo. Non ancora il Demme che abbiamo visto gli anni scorsi, però ha speso quel fallo che io auspicavo nella mia live, no, nel mio video di prepartita di ieri, cioè far sentire la presenza fisica non avendo Anghissà comunque alla Lazio, che se li lasci giocare poi vanno nel loro, fanno le triangolazioni. A me su questo mi è piaciuto. Mi è sembrato più dinamico, molto, ma parecchio più dinamico rispetto alla statuina, che tra l'altro non è nella sua caratteristica essere un giocatore statico. Molto pulito negli interventi, gli hanno fischiato 2 falli dove aveva recuperato palle in maniera pulitissima ed erano interventi che cambiavano l'inerzia di quell'azione, invece ti fanno prendere una punizione da 3 quarti e lui ci è rimasto anche male. E non hanno giocato bene nelle distanze nel primo tempo e poi qualche appoggio sbagliato di Fabian Ruiz, perché è stato veramente confusionario nella posizione Zelinski e quindi tu soffrivi con questo centrocampo a 1,5, 2, diciamo. Però in netta ripresa, perché poi i giocatori hanno bisogno del campionato, della partita vera per entrare in forma. A questo punto ti inviterei a recuperare già il primo file che ti ho mandato, quindi sì, concordo con questa in netta ripresa, ma infatti non era quel giocatore così anonimo e spento, anche nell'agonismo pulito, no? Cioè Demme a volte ci lamentavamo che era troppo precipitoso e faceva qualche fallo in più rispetto qualche cartellino di troppo anche, ce lo ricordiamo, sì. Ma io credo che la condizione fisica che non è certo né la mancanza di serietà né la bravura, ragazzi, purtroppo non sono robot, non è perché voglio io diventare arteriosclerotico come le solite domande, le solite cose, però questa cosa dobbiamo mettercelo in testa. A volte ritrovi subito la condizione, a volte ci metti un po' di più, a volte ci possono essere problemi in famiglia, cioè anche questo dare addosso a Gattuso, no? Per Lobotka, però tu non sai quell'anno che problemi avevi fisici, era problemi con la fidanzata, e allora tu lo vedevi in allenamento molto indietro rispetto a un compagno, perché deve mettere lui se il compagno è più in forma? No, cioè, questa è la nostra situazione in giornata oggi e vediamo molti grigi, ragazzi. Devo spostare. Aspetta. Sì, puoi togliere il mio faccione perché sono più importante. My bad, ok. Like that. Vi ricordo che il Verde, a parte un giocatore che non era ancora della rosa del Napoli, che abbiamo acquistato, mi sono permesso di mettere lo stesso, anche se era già il nostro giocatore, il Verde, Anghissà e Koulibaly quando hanno fatto la Coppa d'Africa. Il violetto Covid, benvenuto Ralf Spinelli. Benvenuti ragazzi, qua si fa analisi. Vai Guido. Il giallo squalifica, quindi per ammonizioni o espulsioni, e il grigio infortuni, quando c'è una indisponibilità per infortunio che sia di varia natura. E quindi vedete che è una stagione un po' tribolata, soprattutto nella parte di nuovo centrale del campionato, perché all'inizio avevamo 3 grossi infortunati, diciamo, di lungo corso, no? Poi Gulam si è fatto male, appunto Lobo, e poi Mertens, che pure qua è stato sempre criticato. Però nella parte centrale vedete che ci sono stati tanti giocatori. Infatti se ingrandisci la parte di basso, quello che dicevo, poi ovviamente ci sono 2 giocatori che sono stati ceduti come Gaetano e Palmiero, poi anche Manolas, la parte proprio in basso. Vedete quanto crollano, cioè 21, 20, 20, 21, 18, 20, 19, 20, 15, 16, 20, 22, 20, 23, 19, 21. Sono i giocatori disponibili per Spalletti, chiaramente primavera a parte. E queste cose tu casomai quella partita l'hai vinta pure, anche quella dopo, però poi la paghi col Cagliari, ok? Cioè sì. quello sforzo fisico, e quindi poi pagherai la mancata brillantezza 2 o 3 settimane dopo, una settimana dopo, cioè. Però diciamo non è stata una stagione fino adesso particolarmente fortunata. Se vai a vedere, salta i minuti, no, te lo devo prima mandare giustamente, no, è il confronto che può essere carino.
e l'ho chiamato confronto. Ok. Ci sono alcuni dati solo del campionato, poi ho fatto anche di tutti i tornei messi insieme. Da non confondere con i tornelli. Sì, che quelli che ha pagato a De Laurentiis, Esattamente. in fascia insieme ai palloni. Ok, questo puoi ingrandirlo. Sono il confronto tra la stagione, vabbè, si può leggere, no? 2020, 2021, 2021, 2022. Ovviamente Anguissa non era un giocatore del Napoli, quindi 0 giallo, come Juan Jesus, eccetera. Ci sono molti segni meno. Uno dei segni meno più interessanti, che già aveva giocato poco l'anno scorso per infortunio, si era infortunato alla caviglia pericolosamente con la partita con l'Inter, è Mertens. C'ha già 208 Insigne, che ha avuto una stagione, scusate, tribolata. Demme, come sottolineavi tu, vedete che comunque Demme ha avuto una stagione, Meret che non è titolare, Petagna perché l'anno scorso, non giocando più Mertens e Osimhen, c'è stato un periodo dove era l'unico titolare, no? Lozano, quindi ci sono dei giocatori che hanno parecchi minuti in meno. Chiaramente Di Lorenzo addirittura, nonostante è uscito per infortunio, c'ha 18 minuti in più rispetto alla passata stagione. Quindi sono distribuiti male. Cioè ci sono molti giocatori, Mario Rui ha molti minuti in più, no? Che hanno tanti minuti in meno e sono giocatori chiave come Insigne, come Lozano, che l'anno scorso giocò benissimo, come Mertens. Tutto sommato 100-150 minuti in più e meno va benissimo, no? Come un allenatore ti può vedere un po' di più, un po' di meno, qualche squalifica, però ti fa capire che io qua vedo un numero che mi preoccupa un attimo per il finale, che è il minutaggio di Rachmani che si sta si sta avvicinando pericolosamente al minutaggio di Di Lorenzo, e poi Napoli-Verò. Attenzione, e adesso te lo mando, quello totale proprio di tutta la stagione fino adesso, tutto. E hai l'occhio lungo, che è veramente un minutaggio pazzesco, importante. Allora, e si sottovaluta poi se fai un appoggio sbagliato, perché capisci? Perché io qualche cosuccia già la sto vedendo, e oggi per esempio nei primissimi minuti, benvenuto Sandro Marchese, nei primissimi minuti nella reaction ho dovuto dire: Di Lorenzo, che stai facendo? Perché Zaccagni se n'è andato subito. Sempre. Ce la pigliamo con Di Lorenzo? Assolutamente no. Oggi Può un giocatore sostenere 2500 minuti? No. Oggi Di Lorenzo ha sofferto la diversa freschezza proprio fisica, brillantezza, no? Di passo, e gli puoi dire non sei impegnato, Napoli corrompe. Questo è qualunquismo che sta traviando le menti dei tifosi deboli, però. Quelli intelligenti si stanno convertendo a una maggiore riflessione, che non butta subito giù dalla torre. Cioè, vedete che ci sono delle enormità incredibili, come ovviamente Di Lorenzo che ha sfondato i 3400 minuti, però come dicevi tu, Rachmani sta per raggiungere i 3000, sono 2927 in complessivo, è più di KK, ragazzi, più di KK, più di tutti gli altri, più di Fabian, è al limite, perché non si sta fermando proprio, perché avete notato quella cosa della prima schermata che vi abbiamo mandato. Abbiamo preso un giocatore che ha fatto 12 minuti e poi si è rotto e non gioca più, che non è manco tra i convocati, e quindi è vero che abbiamo 4 centrali, ma di nuovo ne abbiamo 3. Un bacio a Marco. Sì, è chiarissimo, è evidente, e spero che questo venga tenuto in considerazione, anche perché Juan Jesus su qualcosa ce l'ha fatto vedere. Non dovremmo arrivare poi all'emergenza. No, perché poi adesso abbiamo troppi giocatori con la diffida sulle spalle. Oggi Mario Rui si è preso un'ammonizione stupida. Sì. Aveva pure ragione, però per proteste. E questo è. Lascio spazio a altre, domande, osservazioni.
Per esempio, True Creed ci dice: decisiva anche l'entrata di un ass, può essere una di quelle fonti risorse, le famose fonti misteriose di cui parlava Spalletti nella conferenza di ieri, risorse di cui parlava il mister, anche lui. Certo, lo sappiamo, lo abbiamo detto che noi dovevamo aggiungere un uomo per reparto e ne abbiamo aggiunti, perché uno è stato Rachmani, però poi alla fine ha sostituito, quindi ne dobbiamo aggiungere un altro. Juan Jesus possiamo dire che sta offrendo delle prestazioni solide. Poi abbiamo aggiunto Lobot, che a questo punto abbiamo Anghissà, Lobot e Fabian Ruiz che garantiscono qualità al centrocampo, e secondo me lo recupereremo Demme. Poi quello è il giocatore, non aspettatevi il passaggio geniale illuminante da Demme. Abbiamo bisogno di capire io però ho un'idea molto più pessimista su Mertens, perché non è solo le botte che ha preso alla caviglia, perché non esiste che questo giocatore sia diventata la quarta, quinta scelta, 5 minuti, 8 minuti, 0 minuti. Vedremo, cioè, io l'ho detto, il sogno di raggiungere questi 150 gol, ma vi dissi pure, avrà talmente pochi minuti da qui alla fine del campionato complessivamente che diventa utopia pura. Però ci serve il suo cambio di ritmo nella partita. Oggi lui ha continuato a dare indicazioni come l'allenatore durante il suo riscaldamento, praticare un giocatore fondamentale dentro il campo per la qualità, fuori nel campo. Chi l'ha criticato una partita con Cagliari mi ricorda tutta quella gente che criticava Maradona e adesso sono tutti Maradona, il dio del calcio, il dio del calcio. Ragazzi, poi per arrivare a fare quello step in più servono tante componenti, quelle famose 7 componenti, ma una di quelle 7 componenti, poi la rosa e quei 3-4 giocatori di qualità che poi come oggi, no? Se tu c'hai il giocatore che poi te la tira in tribuna con la palla, non stiamo a parlare di quella partita, però i giocatori di qualità noi sono pochi, probabilmente nessuno un top player, questa definizione del top player poi Valerio mi sembra tanto labile e variabile come la famosa linea del gol di Montare, quindi bisogna un po' mettersi d'accordo su che cosa è un top player. Diciamo, abbiamo dei giocatori che possono essere decisivi all'interno di una partita e quindi teniamoci di cari perché... Mi hai ricordato al volo Silver Mele che in una delle ultime trasmissioni ha fermato tutti, stavano parlando, fermi tutti, oggi è un anniversario, è l'anniversario del gol di Montare. Una delle pagine più clamorose, perché poi non è un errore. Vedete, nella vita come tutte le cose, quindi anche nello sport, secondo me una cosa che mi dà fastidio, Valerio, nell'analisi del calcio è che ci sono, mettiamo una scala che piace tanto da 1 a 10, errori da 1, errori da 10, errori anche da 1 e da 10 in quanto a facilità, nel senso che ci può essere un errore che tutto sommato all'interno di uno sport dove l'episodio è veramente fondamentale rispetto ad altri pesa di meno, ma anche un errore dove diciamo ma questo era difficilissimo da individuare, da valutare, e cose che sono facilissime, no? Il famoso dice ma non servivano 4 arbitri, il VAR. E quella era una cosa che era facilissima perché la palla era lenta, era entrata di 1,5 metri, se la prende, se la riporta fuori, quindi non era un attimo, la palla velocissima, sbatte sulla pelle a terra. Considerate che prima le linee erano di gesso, adesso sono di vernice, quindi non hai manco lo sbuffo, cioè, era molto 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 facile, quindi secondo me rimane, e poi era un 2-0 e poi la fai 1-1, rimane uno di quegli errori che come facilità di valutazione è 1, quindi non era difficile, e come peso all'interno della partita in un campionato è 9,5, quindi insomma, per forza è storico. Vittoria di Sarri. No, volevo dare l'in bocca al lupo a Gennaro Giacco, che domani ha un provino per una squadra, quindi un in bocca al lupo forte a Gennaro, sicuramente. Chiediamogli che ruolo. Sì, se sta ancora, perché questo è un messaggio di colpa mia, mezz'ora fa. Se sei ancora in live, amico Gennaro, facci sapere in che ruolo giochi, dove vai a fare questo provino, e in bocca al lupo. Ricordati il quando, questo potrebbe essere il tuo quando, il momento giusto per azzannare questa occasione. E fai le cose facili, non volete strafare i provini, perché Perché alle volte servono giocatori
che ti portano a casa la partita. Nel frattempo ringrazio tutti questi rinnovi di abbonamento, ragazzi, visto che la live in ora tarda, molte è passata praticamente, Google si sta rendendo conto di una serie di cose in ora tarda che di solito succede dietro le quinte, ma va bene così. Questo è un passaggio che faccio velocemente, Guido, a Johnny. Non riesco a immaginare chi possa fare commenti negativi né su Guido né su Valerio, perché io penso che le più corrette ed educate, oltre che troppo giuste, non ne conosco. Io ti ringrazio, Johnny. Ovviamente no, questa cosa la dobbiamo dire, perché c'è stato un commento che secondo me, e lo dico non so se poi in diretta a questa persona, con la serenità che mi contraddistingue, perché poi io le soddisfazioni di una vita che poi siamo tutti, cioè io morirò a breve, e dopo, a parte qualche anno, le persone che mi vogliono bene, mi ricordo di me svanirà, come ricordo anche di Kubrick svanirà, cioè è pure stato un genio, quindi take easy, come cantano gli Eagles, no? Quindi ormai sono nella fase della vita dove molto take easy, cioè non prendiamoci sul serio, ma facciamo le persone serie, che sono due cose totalmente diverse, a volte si confondono. Chiusa parentesi. E secondo me è un autogol, perché dire Valerio, oggi con questa affermazione il tuo canale è andato a un livello più basso di quelli di non ciacire nessuno, è una cosa che fortunatamente sono una persona troppo educata per rispondere a modo a una frase del genere. Ho cercato di rispondere calcisticamente e lì pure non è andata bene. Perché è un autogol? Prima di tutto io non ho mai nominato nessuno in maniera negativa, mai. Trovatemi una volta che dico questa persona è un cane, non capisce niente di calcio, semmai un sistema di analizzare il calcio. Quando ho sempre fatto nomi e cognomi di grandi decani, grandi maestri del giornalismo. Quindi già è una cosa che non esiste, che non è successa. Seconda cosa, sappiamo benissimo che lo dice Carlo Alvino questa frase, è liberissimo di dirla, e io non ho nulla contro Carlo Alvino, ma tu puoi dire non ti pettini, sei un cretino, sei un imbecille, Valerio, ma chi ti ospita? Ma io ho fatto una vita, non nel calcio, contro i luoghi comuni, di slogan, le frasi fatte, le frasi del cacchio. Quindi trovami un momento di una live, tu Valerio, e mi trovasse questa persona dove io incomincio a fare gli slogan, tranne quando non prendo in giro non Alvino, eccetera, insomma, un chiave generica. Uno potrebbe dire, ma hai coniato è statisticamente... No, quello è il risultato in sintesi di un'analisi statistica storica che contempla pure le tradizioni e che viene costantemente rinnovata, non è una frase fatta, detto. Dallo studio di queste cose possiamo dire, attenzione, è statisticamente possibile quello che dicono, le vinciamo tutte, ma calcisticamente è improbabile. Nel dietro le quinte con Valerio nascosto che non doveva andare in onda, io dissi, vabbè, ma Sarri, seppure dovesse fare una cosa buonissima, 9 vittorie, 2 pareggi, sconfitte, ha fatto subito un pareggio, una sconfitta. E infatti ho detto, ma quante squadre faranno 9 vittorie negli ultimi 12? Molto poche. Però se senti tutti quanti, vinciamoli tutti, adesso testa al campionato. Quindi io proprio le frasi fatte, no, ed è un secondo autogol. E potrei continuare a vita a smontare una frase molto scortese. Poi sul fatto che un giocatore sia top player o meno, io ci ho scritto un articolo su Koulibaly, mi fa ridere, però i fatti sono questi, che determinate squadre, in Italia lo hanno dimostrato, quando vogliono un giocatore, pure che hanno rinnovato un contratto appena adesso, da qui a 8 anni, se lo prendono e basta. Quindi poi io posso dire quello che voglio, Valerio pure, questo signore quello che vuoi, ma quello che parla non è manco il campo, è manco il mercato, quello che parla è il denaro dei contratti. Quindi se un giocatore ha 28 anni non sta giocando in una certa squadra, per ora noi dobbiamo accettare che non gioca in quella squadra. Non vorrei che fosse la sindrome che sta avvenendo del calcio, Valerio, che mi venne in mente guardando The Truman Show, no? Prima le persone erano famose perché avevano talento, erano Marcello Mastroianni, no? Tu sei un talento del cinema o sei De Niro, metodi diversi, no? L'acto studio e leggerezza, però sono entrambi dei geni del cinema e quindi sei famoso. Adesso siamo famosi perché imposti. Allora, siccome una persona sta tante ore in TV deve essere necessariamente brava, non funziona così, però questo è quello che è successo in TV come in altri campi. Allora, siccome un giocatore gioca tanti minuti e non è un'accusa di Lorenzo, per questo è un top player. No, noi dobbiamo vedere che gioca tanti minuti, poi se un giocatore sia decisivo o meno, ecco, si sono sovvertite totalmente le regole delle analisi del calcio. Ad esempio, che la gente proprio
non sa distinguere cos'è un traversone da un cross. Allora dice, ha crossato bene. No, ha fatto un traversone, non ha crossato. Sono due cose un po' diverse calcisticamente parlando. E quindi si potrebbe... E questo però è sbagliato, perché in un commento del genere tu sei riuscito a offendere me, non me ne frega niente, perché non sono permaloso, non vivo di calcio, Valerio, tutte le persone che comunque hanno la pazienza, la voglia di non solo di ascoltare, di rimettere in discussione, non di dire bisogna fare come dice quello, di rimettere in discussione. Sentiamo pure questa campana e a fine campionato, come è successo, valutiamo ma queste osservazioni poi non erano forse sbagliate, no? E anche offende, se per me i colleghi, io non ho nulla contro nessuno, anche diciamo visto che è facilmente intuibile contro il vino, non ho mai detto nulla, ma chi ha il diritto di dire se uno ha quello stile, e quindi secondo me è anche sbagliato dire è un livello più basso del non accessibile nessuno. A questo punto io difendo addirittura, pur non avendo quello stile di analizzare il calcio, anche di raccontarlo in chiave come posso dire ultra retorica perché secondo me comunque non è corretto. Cioè oggi quello che andrebbe ricordato, spero che l'abbiano fatto le TV, lo facciamo comunque nel canale, sono i 90 anni del Oleone Vinicio, ed è bello che Napoli ha vinto questa partita a ridosso del compleanno di uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Napoli non ha vinto uno scudetto, vedi, ma ha detto bene Spalletti, e chiudiamo questa brutta parentesi inutile, chiedo scusa a chi si sarà annoiato, e qua dobbiamo un po' sovvertire questo fatto che se non vinci lo scudetto sei un fallito, mi ha fatto molto piacere perché è proprio quello che sto predicando io. Non è che se tu arrivi secondo, quinto, anche ultimo sei fallito. Ragazzi, teoricamente sport che è diventato esercizio del potere, soldi a terremoto, tutte queste cose qua, sì, ok, per loro, però rimettiamolo un po' nell'alveo di quello che dovrebbe essere, anche nel non insultare addirittura poi tra tifosi della stessa squadra, cioè questo iperfallimento, se tu non arrivi primo, ma veramente Fabio Versatile forever, cioè questo risulta triste, è la frase più geniale degli ultimi 10 anni della no, ma veramente, non lo dico per no, a livello nazionale non ne ho sentito una così. Sì. Chiusa questa parentesi. Ringrazio Alessio Marigliano che estende il suo in bocca al lupo all'amico che ha quel provino, quindi immagino sia andato anche a dormire per riposarsi, ed è giusto. E comunque mi scuso per questa parentesi, lungaggine, ma è proprio per riportare i toni anche nei commenti che fate tra di voi. Battute ci possono essere, scherzare, anzi ci devono essere, scherzare, eccetera. Però take it easy, take it easy. Mi devo ricordare anche io in prima persona che non so mai se di fronte ho un quarantenne, un dodicenne, non lo possiamo mai sapere, è sempre internet, quindi ce lo dobbiamo ricordare. Magari però adesso, uscendo purtroppo dall'Europa League, avere 7 giorni per rifiatare e quindi far giocare sempre gli stessi non dovrebbe essere poi così usurante a livello fisico e mentale, speriamo bene. Vedi Guido, messa così io l'accetto di più, piuttosto che dire usciamo apposta perché è un fastidio e ci concentriamo, che non... Vedete che poi Sarri è uscito dall'Europa League anche lui, e non è che si è concentrato a pezzi. Allora, mi sembra un commento scritto con garbo e indirizzato da un certo punto di vista e merita una risposta altrettanto garbata e spero almeno minimamente precisa. Punto prima, io sono incacchiatissimo per l'uscita nell'Europa e adesso vi spiegherò perché, ma mettiamolo da parte. Punto secondo, analizzando da un punto di vista dell'allenamento, di ritrovare una condizione atletica che in questo momento non è ottimale, ma ci può stare. L'ha praticamente ammesso il nostro mister, quindi non è che qua è parlare male, perché lui li vede tutti i giorni. Va benissimo. Intanto la squadra si è deprezzata, il valore di tutti i giocatori, anche chi dice che Di Lorenzo è un top player, l'accusa che mi è stata rifatta in questo post, cioè, no, scordatevelo, perché uscire dalle coppe, cioè questa è l'ennesima eliminazione ai 16esimi del Napoli, che è sempre uscito ai 16esimi, tranne con Rafa Benitez e un anno con Ancelotti, sempre, cioè noi non riusciamo a passare manco un turno dell'Europa League, però Champions. È pessima perché noi siamo nella peggiore stagione di Europa League e Champions League tranne una dell'era De Laurentiis, cioè nelle 13, 12 più edizioni, questa è la peggiore
prestazioni del Napoli, e questo fardello di pochissimi punti di coefficiente UEFA ce lo portiamo per 5 anni. In questo momento siamo 23esimi nel ranking. Dobbiamo sperare che le squadre che ci precedono non si qualificano in Champions League, facciano pochi punti, ne facciano solo poche squadre con le fortissime. Ma che cosa possiamo sperare? Di rimantenere la quarta fascia, manco di andare in terza fascia. Quindi siamo condannati per questi anni che non abbiamo fatto a farci la nostra terza, quarta fascia, terza e utopistica, nel caso andassimo in Champions League. Quindi siamo condannati, io per prima, a dovermi sentire cubapunti, siamo sfortunati e siamo condannati, è una cosa drammatica che siamo usciti così presto, a fare pochissimi punti l'anno prossimo in Champions League. Perché avendo come prima fascia un Real Madrid, seconda fascia un Borussia Dortmund, un Paris Saint-Germain o quello che vuoi, un Liverpool, là, so cavoli, cioè quelle squadre tu non c'è, per andare in qualificazione devi far fuori la tua terza fascia e almeno uno tra la prima e due, che siano molte energie. Quindi casomai viene eliminato come il Milan quest'anno, significa aver fatto pochissimi punti e abbassare ancora di più il ranking. Infatti l'auspicio è arrivare almeno a un terzo posto, che verrebbe visto come una iattura, e fare un buon percorso in Europa League fino ai quarti, l'anno dopo di nuovo fino ai quarti, ritrovare esperienza, abitudine, ranking per avere quella seconda. Quindi è male ed è male perché poi certe attitudini alla vittoria si acquisiscono partita dopo partita. Cioè, nel caso dovessimo, fate di scongiuri, steccare una partita, avete, sono venduti, De Laurentiis è sceso negli spogliatoi, ma noi quante partite importanti stecchiamo? Tante, e ogni volta ci diamo l'alibi. Cioè, una domanda non mi è piaciuta, Valerio, perché se io volessi coniare le frasi potrei pure io, non è che ci vuole tanto, no? Ho detto, ma questa sconfitta, come è stata fatta? Adesso può essere utile per il campionato. Cioè, mi è sembrato che in questi anni questo alibi e questa continua giustificazione che questo non è importante abbia creato quasi un motto che il Napoli non ha, no? Che non è più di un club dove vincere l'unica cosa che conta, è perdere per vincere domani. E come sai, domani è un orizzonte che non arriva mai. Quindi bene averla incentrata su recuperare freschezza atletica, brillantezza, perché il Napoli è una squadra che deve palleggiare molto, gioca molto bene al calcio, che non significa vincere in Italia, però gioca molto bene al calcio, ha bisogno di molte azioni per fare quei pochi gol, questo sì, però non trascuriamo innanzitutto la brutta figura, il ranking basso che ci condiziona per l'anno prossimo e anche anni a venire, che ci condiziona anche in campionato, perché significa dover fare una Champions faticosissima con tutti i squadroni, e quindi casomai poi perdi punti col Cagliari, col Chievo, eccetera. Quindi male. Però a questo punto ho detto, tu devi sfruttare al massimo il fatto che non avrai più i viaggi infrasettimanali, la stanchezza. Però ricordate che non è vero questa famosa stanchezza, perché oggi il Napoli ha giocato meglio rispetto a Cagliari, nonostante una partita il giovedì col Barcellona, e si è giocato la domenica e non il lunedì. E il Barcellona l'ha fatto correre tanto. Quindi, e poi recuperando i giocatori potevi far ruotare meglio la rosa. Io non sono contento. Vediamo se questo elemento, che per me rimane molto negativo, l'uscita immediata, non prima, immediata dalle coppe, almeno la utilizziamo in maniera proprio utilitaristica per ottimizzare al massimo gli allenamenti e avere freschezza la domenica. Però una cosa è la freschezza, una cosa è l'attitudine alla vittoria, che l'acquisisci vincendo. Senza dubbio. E un po' già avevi cominciato a rispondermi a Fabio spiegando quanto sia deleterio per il ranking UEFA uscire sempre agli ottavi, ma col nuovo format della Champions cambierà anche il punteggio? No, il ranking è quello, gli ultimi 5 anni, quello lì, 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio. Per la Champions League c'è 4 punti per i gironi, 4 punti se superi i gironi e 1 punto per ogni turno di qualificazione. Questo vale 1 punto per ogni turno di qualificazione che passi per l'Europa League solo dai quarti. Infatti questo sbilanciamento. Il Napoli adesso ha 66.000 punti, però l'anno prossimo ne scalerà 10. Quindi ne avrà, lo sappiamo già, 56.000 punti.
Se il caso dovesse andare in Champions League avrà 4.000 punti di benvenuto, va a 60.000, quindi noi già possiamo sapere, questa è certezza Valerio, non è divino termine, che partiremo nel caso da 60.000 punti, quindi poi a un certo punto potremo già cominciare a vedere quale squadre che non raggiungeremo mai a 72.000, perché tu dici questi punti, io ce l'ho tutti in file Excel, li devo togliere, togli questi punti l'Arsenal non va in Champions, meno bene perché ci presede, però il PSG, quindi a un certo punto della stagione noi vedremo se saremo diventati 22esimi, 24esimi, 21esimi, cioè, però non potete immaginare che Napoli diventi 15esimo nel ranking UEFA. Chiaro. Angela ti chiede che voto daresti alla difesa stasera? Non molto alto secondo me o no? Secondo me c'è da fare un distinguo, Valerio, una bellissima domanda, sempre molto intelligente Angela Torre, anche nella cortesia che usa nei commenti del mio canale. Si vede che poi c'è gente che vuole crescere nel canale. Secondo me sono voti molto mediocri a livello di singoli e molto alti a livello di squadra. Bene. Che non è una contraddizione, nel senso che se noi ci fossilizziamo su delle sbavature, perché Koulibaly ne ha fatte oggi sbavature, di Lorenzo è stato saltato facilità, Mario Rui un paio di sbavature, Mario Rui è stato il mio, però la squadra si è mossa bene, gli aiuti sono stati buoni sia di Insigne che di Politano, e di Insigne si è sacrificato anche di meno, non perché non aveva voglia, meno tornare, perché Dem era molto basso a un certo punto. Fabian ormai stiamo vedendo che gioca molto sulla destra, cioè come reparto ha tenuto botta nonostante delle sbavature tecniche. Io uso sempre la terminologia oggi, tipo Fabian è stato falloso, che non significa che ha tirato randellate sulle caviglie degli altri, ma che ha sbagliato appoggi, quindi imparate, se a volte io dico questa cosa da Valerio, però qualcuno che non ci conoscerà sentirà questa frase e ha detto non è vero, manco un fallo. Quindi a livello dei singoli, Angelo, io ho visto troppe sbavature, ma sono state compensate da un'ottima organizzazione, è stata molto chiusa nei reparti, mi è sembrata, infatti comunque c'era molta densità sia per loro che per noi, erano molto concentrati negli aiutarsi, poi la Lazio oggi era in palla, cioè il primo tempo la Lazio ha mostrato una grande qualità di balistica nel calcio, che non ha mostrato nella stagione Sarri, che è stata molto contropiede. Una sufficienza piena, più proprio di squadra che di singoli. Dal mio punto, poi non sono un Vate, non sono Dio. Questo è il mio, come l'ho vista io. Sì, per legarci al discorso della difesa, l'intervento di Koulibaly su Luis Alberto è stato mostruoso. Sì, infatti io ho visto, e più o meno, se devo dire la verità, l'ho visto anche nell'andata col Barcellona, cioè qualche errore di troppo, le sbavature in uscita, eccetera, eccetera, e anche poi la voglia di metterci una pezza, e l'ho visto fare anche da Mario Rui, più o meno quello che ha fatto Koulibaly, cioè perché calma, non forzarla e poi dopo andare e correre a fare uno sforzo in più per non capitolare. Quindi anche Koulibaly secondo me ha fatto questo tipo di partita qua. Sì, infatti c'è l'errore prima, poi rimediato. Guarda, l'impressione che mi ha fatto oggi il Napoli, tanto che le tradizioni nel calcio contano, ve la ripeterò sempre questa cosa, e se vi andate a vedere il passato e vedrete nel futuro quanto pesa. Sarri tu me l'hai detto, però me l'hai detto in privato, Sarri dopo una sconfitta al massimo fa un pareggio. Non ci sta niente da fare, questo vizio non se lo toglie. Ed è vero quella scivolata, perché Koulibaly in quelle cose eccezionali per velocità, per proprio capacità del tempismo dell'intervento. Se voi pensate alla sua carriera, quanti rigori ha fatto con quell'intervento, io non voglio dire zero, perché però un difensore che si prende quei rischi, o quanti gialli, lui si è preso delle espulsioni dei gialli assurdi, come il famoso insulto a Milano e poi fu espulso per le mani, però per un difensore ci può stare che tu ogni tanto ti puoi prendere un giallo, e quello ce l'ha. È che lui per esempio oggi ha sbagliato 2 o 3 appoggi in uscita velenosi, però l'impressione è che la squadra oggi non avesse minimamente paura di perdere, e questo è stato importante, Valerio. Cioè non è andata, anche quando ha preso il gol, che lì vedi, tu non hai fatto poi tu dopo il gol la punizione che non batti come l'Inter. Bravo, esatto, sì, quella paura di prendere il contropiedaccio che poi è caratteristica di questa Lazio di quest'anno.
e ti ha dato proprio l'impressione che sì, lì per lì quel minuto ho detto no, questi se la stanno andando a vincere proprio, e quindi è tutta la squadra quando funziona. Ricordate che è uno sport di 11 giocatori. Dici sì, ma Fabian, ma tu prima vedi c'è la scivolata, c'è la parata di Ospina lì, c'è Mario Rui che ti fa la chiusura. Bene, vediamo il Milan. Milan, ragazzi, ha molto più peso specifico. De Laurentiis è totalmente assente in questo periodo dell'anno. Sì, il tweet. Metteteci un circoletto rosso, come diceva lì sì, giornalista eccelso Rino Tommasi nel commentare il tennis. Pericolo, vediamo. Detto, questa è una posizione pericolosa per lui, detto, perché noi dobbiamo arrivare quarti, che è perfetto per... Scusate l'ignoranza, ma tu non sai perché non gioca? Si parla sempre di questa lombalgia, cioè si è parlato di lombalgia. Questo dicono i report lombalgia, noi non li mettiamo né in discussione né il complotto, li riportiamo giornalisticamente, quindi... No, non è che non gioca, non è convocato, signore, è quindi da diverso, considerare indisponibile. perché non gioca proprio per dire sta in panchina e non lo voglio schierare perché ho un altro modulo in mente. No, non è convocato. L'esempio che fai è Gulam. Al di là del modulo, Gulam viene comunque sempre convocato, ma in questo momento non viene utilizzato. Luigi ci riporta una statistica che dal Covid in poi sono state soglie al ribasso per vincere in tutti i maggiori campionati europei, roba da soglie record degli ultimi 20 anni. Sì, questa cosa però vedi che c'è gente intelligente che sta... E quindi anche tu quando te la prendi, io non me la prendo, però ho dovuto fare quella specificazione perché l'insulto secondo me era a tutti e non va bene. Che ci fu una statistica di un giornale inglese dove cominciava a riportare ci sono meno cross, meno passaggi, valutiamo, perché poi c'è anche 2 calendari assurdi, gli europei, le coppe fatte in piena estate, non che il Covid sia una passeggiata, però non bene, perché mi piace molto questa osservazione, perché innanzitutto è vero che sono super atleti allenatissimi, sono professionisti, di fatto il loro fisico è il loro strumento di lavoro, come a me la testa, e deve funzionare bene, per questo non mi drogo, l'ho detto, se no avrei paura che la mia memoria viene meno. E vediamo, perché tanti giocatori se lo sono presi, è vero, in forma più lieve. Potrebbe essere dovuto in realtà a anche altri fattori puramente statistici e calcistici, però è un fattore che vediamo a fine campionato, valutiamoli un po' tutti, che va considerato, e va considerato in maniera negativa, non negativa nel senso che colpevolizziamo nessuno, che comunque è una malattia, ed è una malattia, non è che casomai, come tutte le cose, tu puoi anche tornare 2 giorni dopo che ti senti da Dio e un mese dopo accusi una lentezza, una stanchezza che non ti spieghi. Ragazzi, siamo fatti di legamenti, di muscoli, di tendini, carne, ossa e cartilagine, cartilagine, massa grassa, massa magra, fibre veloci, fibre lente, quindi take easy. Take it easy, questa è il nuovo hashtag di stasera. Ragazzi, siamo a 2 ore di live, che diciamo è una media accettabile, possiamo anche andare oltre, ma si è fatto tardino anche in Italia, e voglio sempre ringraziare Guido per la sua disponibilità veramente a tutte le ore, e siamo fortunati. Valentina ti chiede, quindi tu vedresti meglio un cambio modulo tipo 4-4-2, aggiungo io, più puro, o utilizzare un giocatore sottopunta che per caratteristiche sta più vicino alla prima punta? Un'altra, vedi, quando si vuole crescere, un'altra osservazione giusta. La cosa importante è che non siano distanti i reparti, signora Valentina. Nel senso che poi non è che passi al 4-4-2 e dici abbiamo risolto, oppure siamo passati e tu dici vedete non capite niente, non va buono, perché la distanza tra le linee dei giocatori, il DNA, Guido, il famoso modulo del DNA. È ovvio che anche se Osimhen ha la forza, la fisicità, l'entusiasmo proprio di fare il reparto a sé, comunque vedi Petagna ti arriva a rimorchio in quell'azione, ti fa gol sul tiro di Mertens, è importante respirare, è importante avere la seconda occasione, è importante casomai su una ribattuta, anche se non fai secondo tiro, riprendere palla, quindi
avere questo uomo solo al comando che fa tutte queste azioni anche nel pressing non mi entusiasma, soprattutto negli scontri importanti che saranno col Milan, con la Roma. La Roma è una scuola pazza, quindi ti può prendere e togliere punti. Noi all'andata abbiamo perso, secondo me, 2 punti preziosi, più quelli che col Verona, diciamo, io li rimpiango. Quindi sì, però non è la panacea di tutti i mali. In alcuni tratti della partita, soprattutto in copertura, noi lo facciamo. In realtà un 1-1 con un giocatore a volte Zelinski subito dietro, visto che non c'è Mertens o Osimhen. Però la cosa importante è non essere distanti tra reparti, questo, perché quando lasci troppo campo poi è molto difficile recuperare il pallone. Quando noi siamo bravi a rimanere compatti, siamo stati molto bravi, veloci e incisivi a recuperare la palla anche quando non abbiamo. Noi purtroppo siamo condannati, tra virgolette, a giocare molto a calcio. Non ci credo che per questa stagione, ragazzi, noi possiamo vincere tante partite giocando poco, facendoli speculari, non ci credo. Può succedere in futuro, perché poi impari tutto. Quindi, ma penso che lo recupereremo, perché adesso c'è tutta la possibilità di recuperare lo stato di forma alcuni giocatori. Anche Spalletti oggi, che non ha pianto mai né per gli arbitri, né per gli infortuni, né per nulla, né per calendari, ma probabilmente li ha visti proprio stanchi i ragazzi. Ha detto: io spero per questa stagione di aver dato, perché basta con gli infortuni, l'ha proprio detto, perché abbiamo bisogno almeno di avere 23 convocati ogni partita e non più 16 a 19, perché poi questa amica bellina, sì, 4-4-2, tutto quello che vuoi, ma lui oggi l'ha detto. Io ho avuto delle partite dove non avevo alternativa da mettere in campo nei cambi, quindi puoi fare pure 4-4-2, ma il 4-4-2 è risicato e tu non hai. Noi abbiamo avuto interi reparti che non c'avevi, quindi c'è un solo difensore. Speriamo che non si fa male nessuno, perché non potrei, cioè poi dovrei mettere Zelinski stopper, cioè, non va bene. Ringrazio Vittorio Penza, che nel frattempo via PayPal, me lo ricordo, ha scritto una cosa tipo: Spalletti è il nostro Maradona, difende sempre la città. Sempre piano ovviamente con i paragoni, ma so che Vittorio non intende farlo in generale, ma in questo frangente. Ragazzi, ultimissime domande, siete troppo bellini, tutte una più bella dell'altra, siamo in chiusura. Guido, Scarface ti chiede: secondo te è possibile che alcuni calciatori, volendo reagire a una contrazione collettiva, si affidino troppo ai propri mezzi tecnici, apparendo spesso superficiali? Ad esempio, è vero, una cosa, perciò io ho voluto rimarcare, vedi, un'osservazione che secondo me, e pochi lo faranno, se lo faranno l'avranno copiato da qui, il gesto calcisticamente intelligentissimo di Insigne, che è proprio contrario a quello che a volte è avvenuto da parte sua, ma di molte persone, quando noi abbiamo avuto delle partite quest'anno che poi non è andata bene a Napoli, abbiamo perso, eccetera, e siamo sembrati, non è solo la sfortuna, l'autogol che abbiamo preso, quelle 2 sciagurate sconfitte, ma troppi giocatori, vedi anche Polità, la volevano vincere da soli. E non sempre prendi il gol alla Cavani con Lecce, che comunque è frutto anche di 2 salvataggi clamorosi e anche di un egoismo da parte di un giocatore del Lecce. Non c'è, però se il giocatore del Lecce non è egoista, se Grava non ti salva sulla linea, cioè Cavani non ti può fare quel gol. Quindi anche quell'azione disordinata, quel gol pazzesco di Cavani sotto l'incrocio dopo 35 metri, è comunque frutto di uno sport di squadra. Questa cosa è vero, è avvenuta, e quando è avvenuta ci abbiamo rimesso le penne. E questo gesto, ti ho detto, a me è fatto proprio l'amante della pallacanestro. Guarda che sarà importantissimo. C'era andato a abbracciare subito Mertens in compagno, nonostante non stesse giocando, non è entrato. Fabian, che di solito è molto freddo, che si è tolto la maglietta, cioè ha vinto lì di squadra, con l'azione proprio collettiva, che poi è stata una bella azione, perché dobbiamo sottolineare l'apertura a destra con ampie scatole di Ounas, Elmas incisivo, perché poi lui che nel gol ha fatto da velo per Insigne, lì ha fatto subito il passaggio scorrente, non se l'è tenuta. Sì, ed è una strada che mi piace questa osservazione, è una strada che vorrei vedere percorrere dal Napoli,
perché poi c'è l'occasione per metterti in luce con una chiusura, o quantomeno metti in ghiaccio il risultato e poi dedicati all'Accademia. Mi piace questa osservazione, è giusto, perché quando è successo ci siamo usciti con ossa rotte o con punti in meno. Esatto. E ringrazio Francesco Fucci da Barcellona Azzurra per il suo supporto infinito. Siamo prima in classifica e non vedo euforia. Forse è vero che stiamo crescendo. PS, comunque oggi il Barca ne ha fatti altri 4. Io vi dissi, il Barcellona, a prescindere dagli acquisti che poi ha fatto, che di adesso, quando ve lo dissi, non sarà quello che affronteremo noi, che sarà più in forma, sono forti, eccetera. Poi vedrete che fra degli acquisti ci ho beccato 1, 2, 3. Il Barcellona è forte, è un Barcellona in rifondazione, ma è un Barcellona in rifondazione, non è un Chievo in rifondazione. Cioè qua bisogna pure commisurare le forze in campo. È vero che è una squadra che si sta rifondando da tanti punti, ma è sempre il Barcellona che si sta rifondando. Quindi hanno quella mentalità, quell'organizzazione societaria che quindi ti prendono. Cioè il Barcellona ci ha messo dei 2000-2002 in campo e non sembravano, ma perché sono abituati a allenarsi, a giocare come la prima squadra? Abbiamo già detto queste cose. Quindi è pur sempre il Barcellona che se questi ragazzini si mostrano tale ha una bella linea verde per il futuro. Caspita, e ancora grazie. Qua la gente che ce l'aveva dipinto, il Napoli vince, è favorito, ma siamo ancora a quelli là che dicevano che eravamo favoriti a Liverpool. Cioè, ragazzi, il pallone non pesa per tutti allo stesso modo. Cioè, per l'arbitro lo mette lì, lo controlla prima della partita, deve essere le dimensioni, il peso standard previste dal regolamento, però non è così, non pesa per tutti allo stesso modo. Un saluto da Sao Paolo, Forza Napoli sempre, Nackstar 8, e ti chiede Davide una curiosità: per rifondare la squadra si deve vendere un giocatore, chi sacrificheresti? Io Guarda, aspetta, prima che rispondi, lo scrivo. Ah, mi hai fregato! Lo volevo scrivere e poi farlo vedere e avevo pensato proprio a Piotr. Sì, perché tu devi partire da questa dorsale, come sempre nel calcio, e quindi Meret, giovane, Rachmani, Manco Koulibaly, Fabian, Anghissà, quindi portiere, centrocampista centrale, stopper, difensore centrale e attaccante, e sono anche più giovani, e costruisci. Tu puoi avere il terzino che non è fortissimo, questo mito che è il terzino sinistro, ma se hai questa dorsale forte, intanto hai piantellato la squadra. Zelinski non è più giovanissimo, ormai sappiamo quello che darà e quello che non darà. Tra l'altro ragazzo serissimo, tra l'altro oggi era allenatore del Napoli. Sì, mamma mia quanto. Quindi questo sì, perché Insigne è andato via 0, Mertens va via 0, cioè, quindi non è che dici è l'unico, e ripeto, non è né una bocciatura né una antipatia, è una valutazione anche prospettica. Io penso che ormai Koulibaly va a scadenza, poi e comunque non offrirebbero, se l'anno scorso dissi guardate che non parte, non offrono più di 30-35, deve andare bene, non sono arrivati a quelle cifre, quindi certo ti offrono 40 milioni per Koulibaly, ma ti prendi 2 giocatori a 20. Angela ti chiede cosa ne pensi di quelli che credono che le donne non capiscano nulla di calcio. Beh, a me ha insegnato a guidare mia nonna, che quando, anzi in realtà mi ha insegnato a guidare Francesca quando avevo il Sogno Rosa, una ragazza che è un po' più cane di me di Roma, e guidavo per le strade del Gianicolo con la sua 206 Roland Garros rossa col tentuccio bianco. Mia nonna, che era una pazza scatenata in macchina, incredibile, facevo. E mi diceva sempre che quando lei ha comprato la macchina c'erano solo 3 macchine in città, una di queste era la sua, e dava il passaggio al capo di tutta l'azienda, di tutta l'azienda farmaceutica dove lei lavorava. Però si dice donne al volante, pericolo, sono luoghi comuni, appunto. Ci sono donne, è un disastro al volante, uomini che sono un disastro, uomini.
Cioè, Anna Trieste, la cito perché è una ragazza di un'intelligenza sopraffina, proprio di testa è veloce Anna Trieste, cioè, è argento vivo, ecco. Io che ho fatto il classico avremmo detto così da piccolini. Una volta disse questa frase, quindi chiedo scusa alla dottoressa Anna Trieste se prendo in prestito una sua definizione, è sua, quindi la cito, non so se è proprio precisa, proprio su questo maschilismo imperante, che lei una volta ha detto, però i giocatori sono maschi, gli allenatori sono maschi, gli arbitri sono maschi, i commentatori sono maschi, tutti maschi e sbagliano sempre. Sarà che siete voi che non capite niente di calcio, siete in maggioranza e ve la cantate. No, semmai c'è stato un periodo dove le donne si occupavano zero di calcio e giustamente poi c'è questo fatto non capisci il fuorigioco, ma ci sono tantissimi colleghi che ancora non hanno capito come funziona il fuorigioco, è stato e quindi questo era vero, era più che altro una totale ignoranza non data dal fatto di mancanza di cultura o di intelligenza, del fatto che se tu mi chiedi come funziona una lavastoviglie non sono bravo come mia madre e noi ci sfottiamo in famiglia. Io una volta dissi, ma quando insegnai a mia madre a usare il computer, ho detto mamma hai imparato a usare da piccola la lavastoviglie, la lavatrice, com'è che non imparai a usare il computer più brava di mio padre per fare? Sono luoghi comuni, no? C'era un disinteresse, adesso c'è una fetta di popolazione femminile che ama il calcio, io lo dissi, non è che deve essere obbligato, uno può anche non amarlo pure maschile, e che lo capisce, alcuni lo approfondiscono più, alcuni di meno, ma ci sono moltissimi maschietti che non ne capiscono minimamente, quindi non è una categoria, carissima Angela, scusa se tolgo il tu, femminile o maschile, è sempre fatta dal soggetto. Ci sono tante persone, alcune commentatrici che poi si hanno messe all'angolo sono veramente molto ficcanti. La cosa che a me piace delle donne che analizzano il calcio, anche a livello diciamo non professionistico, no? del semplice pubblico, è che effettivamente notano delle cose che per loro sono importanti e che casomai per un uomo, se dico maschietto poi la Sicilia mi rimprovera quando io dico queste cose, che non è fatto con ovviamente connotazione sessista o di sminuire il linguaggio, ma in realtà è molto affettuosa, no? Come quando, però dal mio punto di vista non è così, non è assolutamente così. C'è una cosa segreta che riguarda e non vogliamo divulgarvi, anche perché ormai non si farà più, appunto con Anna un segreto legato a Valerio, me, e volevamo coinvolgere io nel mio sogno Anna Trieste, adesso sta una nota trasmissione che era proprio volta a distruggere questi luoghi comuni, anche attraverso non solo l'ironia e l'intelligenza, però non è così. È che sicuramente ci sono molti più maschi, ma anche perché sono molto più ossessionati, nel senso che casomai tutta la giornata parlano solo di quello. E una donna, no, che si dice che multitasking, casomai nel mezzo della giornata, a prescindere quello che è il lavoro o anche la gestione di questioni private e domestiche, ci inserisce pure l'ultimo libro della scrittrice di successo piuttosto che un'altra cosa, oppure che Armani ha fatto la sfilata di moda in lutto solo con la senatrice a vita, e casomai un maschietto parla solo del gol di Fabian e le dice vedi Armani non solo un genio della moda ma una persona sensibile che in periodo di guerra ha avuto l'umanità di pensare una sfilata in questa chiave. Allora un uomo questa cosa casomai non te la dice nel corso di una giornata, e per una donna è importante al pari del gol di Fabian. Questa è la mia, non è una verità assoluta quello che vi sto dicendo, è solo la mia opinione. Chiarissimo. E a Fabio dico e a tutto il canale, stiamo tuned, perché poi in questo caso ti devo dire la verità, dipende più da me. Sono più io che sono impegnatissimo. Anna mi ha dato la sua disponibilità e presto vi potrò fare un regalo, però vi devo dire solamente presto, non vi posso dare tempi perché sto io che sto come un pazzo in questo periodo, e lui lo sa. Era un progetto innovativo, evidentemente nel calcio non si può essere innovativi, lo tengo segreto, lo sa solo Valerio, che non riguardava solo Anna Trieste. Anna Trieste doveva essere la prima, diciamo, chiamiamo non super ospite, perché non è ospite, è proprio la prima protagonista di questa rivoluzione nel modo di affrontare, raccontare il calcio. Ci sarebbero state tante personalità non legate al mondo del calcio, è un'idea molto chiara, l'editore per cui lavoro, sono passati 2 anni, alla fine siccome io poi vivo di altro, domani presenterò Il Padrino, per me è una grande gioia presentare 50 anni, in realtà domani presento 3 film in una giornata,
però la grande gioia per me fare una serata dedicata a un capolavoro della storia del cinema, quindi poi umanamente io mi scoccio, perché Valerio intervisti Ania Trieste, glielo auguro, se lo merita, sarà una conversazione scoppiettante sicuramente, però la vita va avanti. Detto, l'idea è che, Valerio, ti prego di non divulgare manco nel dopo Diego Le Quinte, secondo me erano anche vincenti. Infatti vedi le domande di Anna avrebbero intercettato una parte di utenza, di pubblico, di spettatori, non solo necessariamente appassionati di calcio, che si sono proprio rotti le scatole di una certa violenza verbale, però anche questo si è rigidi nel mondo del calcio. Ultimissima domanda. È vero, secondo me in questo momento 86-88 e deve andare bene, potrebbe essere anche verissimo, dici molto bene, lo ricalcolare, ragazzi, il campionato può cambiare nel corso d'opera, tranne miracoli che si mettono Inter Milan o Napoli a vincere tutte, non vedo la possibilità di vincere il 91, quindi si è abbassata, ma questo sta favorendo la Juve perché si sta abbassando la quota, cioè, è cambiato tutto in queste gare iniziali dove si sono inchiumate le milanesi. Osservazione giusta, vedi la gente che non ragiona a caso. Ragioniamo su, diciamo, 85-88. 14 like piccoli per chiudere, e per ringraziare Guido ti prendo questa che viene dopo l'ultima, quindi post credit scene. Perché hanno cambiato il doppiaggio del Padrino? Questa è un'annosa questione. Mamma mia, che bella domanda. Valeria, mi fai rispondere? Abbiamo un minuto. Sì, abbiamo finito. Questa è extra. Sì, per una ragione veramente nobile del mondo della vita, soldi. Tra l'altro il doppiatore di Marlon Brando è stato, a parte un direttore del doppiaggio, una voce meravigliosa, è stato un titano incredibile, poi c'è Ferruccio Amendola, per quanto solo per soldi. Fortunatamente è una cosa che riguarda noi italiani, nel senso che non esiste, non è stato cambiato, cioè il Padrino è girato in inglese e Coppola non ha cambiato nulla, ma questa cosa è successa. Bella domanda, no? È successo per tantissimi all'epoca film in DVD che sono usciti, e poi anche Blu-ray. Me ne cito a memoria Lo Squalo, Incontri alla vicina del terzo tipo, e Tiro stesso, per parlare di Spia, anche Inferno di Cristallo. Io ho intervistato la Monica come uno degli ultimi grandi doppiatori, grandissima, voce di Dustin Hoffman o di Richard Gere, insomma, pensate che genio della lo si fa per soldi. È stato ridoppiato Indiana Jones quando è stato in TV, l'ha doppiato Pedinsegno, anche lì una voce tristemente per quello, non, perché in realtà non ce ne sarebbe bisogno. Se la traccia è rovinata, ti metti e la restauri, perché poi crea un senso di straniamento per il pubblico, soprattutto se poi cambi delle battute, casomai che erano sbagliate sono corrette, perché uno purtroppo si è affezionato a quella battuta, e tristemente per questa ragione, perché io domani ne parliamo, perché io imporrò per la visione in inglese, sarà l'ennesimo braccio di ferro con l'esercente del cinema. È successo per Mulholland Drive, però lì non è stato ridoppiato, ed è un'annosa questione, perché quando mi permette di raccontarmi un aneddoto personale, quando feci questa serata speciale con Rita Savagnone, fu molto carina perché lui è una donna eccezionale. Giustamente i critici cinematografici sono le peggiori persone al mondo, e quindi io parto già in difetto, battuto, no? È molto difficile poi spiegare a uno sconosciuto che io sono totalmente diverso dagli altri. Non significa uno bravo, uno bravo. Ci vedemmo in un bar in prima mattina con tutta la diffidenza di questa donna. Dopo 10 minuti, amore a prima vista, insomma, ci dovettero venire a separare, non come due pugili. E lei che mi diceva: ma ci sei stasera? Ma ci sei? Perché questa conversazione amichevole era andata al di là di qualunque sua rose previsioni, e io gli avevo fatto semplicemente queste poche osservazioni. Tu guarda, io voglio impostare la conversazione così, faccio vedere una clip, dico pochissime cose, non ti occupare, un quadro storicamente, no? E poi tu sei libera totalmente di dire quello che vuoi. Sì, mi piace. E lì feci un elenco di film che volevo analizzare per una questione di correttezza, ho detto se c'erano delle preclusioni. E detto, no, bellissimo, no, questo, non vi dico, mi raccontò di perché no questo,
e io gli ho promesso sul mio nome di gentiluomo che non lo divulgherò mai, manco sul letto di morte. E io dissi, vabbè, ci sono talmente tanti film che non è che se ne sacrifico uno. Ho detto, la cosa importante per me è che non mi hai detto no, c'era una volta in America. No, non ho nessun problema con quel film, ormai ho pacificato anche purtroppo è morto Ferruccio Amendola, il suo secondo marito. Ho detto no, ti spiego, ho detto perché quel film è stato ridoppiato, non c'è più la tua voce e gli appassionati sono arrabbiati e quindi mi permette non solo di far vedere una grande pagina del cinema come c'era una volta in America con il tuo doppiaggio, ma di introdurre il tema del ridoppiaggio dei DVD o dei film al cinema. E lei dice, ma veramente è stato ridoppiato, che peccato là. E quindi è un tema molto, molto delicato che agli appassionati, mi conferma questo amico Bellino, non piace. Ai vecchi doppiatori non piace, giustamente a chi ha fatto il film a me. Tu pensa se ridoppiassero un film di Kubrick, che anche se erano girati in inglese, Kubrick seguiva il doppiaggio nelle varie nazioni, a volte mandava lettere di ringraziamento per la bravura dei doppiatori nelle varie nazioni, cioè si farebbe un torto a Kubrick, che purtroppo non c'è più, anche non solo al lavoro di quel doppiatore, ma anche a chi poi ha apprezzato, cioè Giancarlo Giannini, ed è vero, racconta che c'è la lettera di ringraziamento per il doppiaggio di Shining di Jack Nicholson, perché era magistrale, no? Purtroppo i soldi non è solo il calcio esercizio del potere, ci sono tanti settori dove i soldi sono esercizio del potere. Scusate la lungaggine, però ha messo il dito su un tema veramente controverso, doppiato, e siccome è il mio lavoro, almeno vi posso raccontare nel dettaglio e non sparare le frasi fatte. Questo era un extra per me, la live è più che soddisfacente. Ringrazio No, Guido vedi come Gentile. le persone le notano queste cose. Sì, poi è un tema che tra l'altro sta molto a cuore anche a me. Da quando mi sono trasferito in America ho cominciato a guardare tutto in lingua originale, e non intendo solo in inglese, intendo anche in coreano. Cioè, se devo guardare un film straniero sul serio, mi rendo conto che anche il doppiaggio fatto dagli inglesi non mi soddisfa più, perché ci sono delle inflessioni che non... Quindi è un tema che anche a me sta molto molto a cuore, e mi faceva piacere farti rispondere. E riporto un pochino tutti gli amici Bellini e gli utenti. Iscrivetevi al canale Guido Gentile Piano Sequenza per tutte le vostre altre curiosità sul cinema. Guido vi può rispondere a tutti, e va bene così. Guido, grazie infinite. No, grazie a tutti voi per la pazienza, per la cortesia, per la gentilezza che al 99% contraddistingue tutti voi, amiche e amici Bellini. Il 100% non c'è mai, perché io per primo ricordo a me stesso, e vi saluto con la frase di Easy Diamond, perché sua e non di Billy Wilder, in A qualcuno piace caldo: ricordiamoci sempre, nessuno è perfetto, quindi l'errore di questo mondo, ma oggi l'errore non c'è stato, il gol di Fabian ha preso l'angolino. Una buona notte a tutti. Che meraviglia, Guido Gentile. Allora, amici belli, siete veramente straordinari. Io vi bacio forte. Dov'è? Sandro Marchese, l'ultimo degli iscritti. Ci sono stati molti nuovi iscritti, si è sbloccata un pochino la situazione. Se il Napoli fa il suo dovere, ci divertiamo anche a livello di canale. Dov'è la sigla? Cliccherò un po' di messaggi a caso. Siamo arrivati a 800 polli, non lo so, ma non fa niente, se è una cosa di cortesia. Vi bacio forte. Domani analisi tattica, analisi perché si deve continuare a godere. Poi domani lunedì vediamo un pochino che cosa posso fare per quanto riguarda nuove interviste e cose. Avevo letto anche delle idee sfiziose di ospitate sul canale che possono soddisfare un po' tutti. Le idee non vengono solo a me, vengono dai miei collaboratori, eccetera, eccetera. Un bacio, che tipo un misto tra un abbraccio e un bacio a tutti, anche a livello internazionale, in inglese, in spagnolo. Forza Napoli sempre. È andata bene. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net. E magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati Bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia.
Ho visto una cosa, boh. Comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.